Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Riprende il flusso delle notizie da nord-est. Anche oggi monitoreremo tutti i settori della cronaca, dell'attualità, della politica. Alle 12:30 il punto stampa del governatore Zaia. Ma c'è una notizia che ieri ha fatto il giro, diciamo così, del Veneto e non solo, la positività al virus della vice di Zaia, della vice governatrice del Veneto Elisa De Berti. Un annuncio via Facebook, dai toni comunque rassicuranti: sto bene, sto lavorando da casa. Ma facciamo il punto della situazione direttamente con lei. Saluto e ringrazio Elisa De Berti. Buongiorno Assessore. Ecco, non la sento. Vediamo se per caso c'è. Se Ecco, adesso la così sentiamo, la mi sentiamo. sentite? Sì, Ok, forte, allora forte e chiaro, Assessore. Innanzitutto, perfetto. come sta? Cominciamo da qui. Sto meglio, sono decisamente in ripresa, diciamo che i giorni dei sintomi più forti sono passati. No, no, decisamente meglio. Ecco, ripercorriamo questi ultimi giorni. Come ha scoperto di essere positiva al Covid e poi qual è stato in qualche modo il decorso della malattia? Ma guardate, io 15 giorni fa ho fatto sostanzialmente commissione infrastrutture nel mio ufficio, quella della conferenza Stato-Regioni, con un mio dirigente, e siamo rimasti in ufficio perché è durata 3 ore la commissione e abbiamo lavorato in videoconferenza. Avevamo la mascherina, io ero da una parte della scrivania, lui dall'altra, ed avevo la finestra aperta perché quando ho persone in ufficio tengo sempre la finestra aperta. Il giorno dopo, la mattina presto, il mio dirigente mi ha chiamato e mi ha detto che aveva la febbre alta ed era positivo al Covid. Io come prima cosa, senza saperne leggere né scrivere, ma più che altro imputandolo anche al tempo passato in stanza, mi sono messa in isolamento a casa, sono rimasta 10 giorni senza sostanzialmente uscire dal salotto, ho un bagno dedicato e sono rimasta qui per 10 giorni. Non ho avuto sintomi, niente di particolare, avevo un po' il nono giorno, un po' di mal di testa, il 10° giorno dovevo fare il tampone per essere rimessa in libertà, invece sono scoppiati tutti i sintomi, l'emicrania si è fatta più forte, è scoppiato il raffreddore, ho perso il gusto e facevo un po' fatica a tirare il fiato, diciamo che dovevo fare dei respiri, la sensazione era la necessità di fare dei respiri profondi. Ho fatto il tampone rapido ed è risultato positivo. Per fortuna il resto della famiglia non lo ha contratto, molto probabilmente i 10 giorni di isolamento sono serviti. Domenica stavo già meglio, ecco, comunque insomma si vede, non ho, a parte un po' di raffreddore, per il resto i sintomi sono tutti svaniti, a parte perso il gusto e raffreddore. Poi E l'emicrania, adesso si è ripristinato il gusto, per esempio, no, o no, no, non no, ancora? no, mangio ma senza sentire nulla di quello che assaggio. No, no, il gusto è completamente andato e diciamo il raffreddore verso sera di solito si accentua, ma diciamo che sono sintomi influenzali, ecco, a parte l'emicrania e la fatica un po' a respirare venerdì e sabato, poi per il resto sono sintomi influenzali. Lei è rimasta in contatto con il suo medico di base, ecco, a livello sanitario come si è mossa? No, no, con il mio medico di base che mi ha tenuto, sa anche che io faccio spesso un po' l'eroina e non ho molta paura di queste cose, quindi mi ha tenuto monitorata sotto controllo, soprattutto sabato perché mi mancava un po' il respiro, ma dopo per il resto tutto bene, insomma, Non ha avuto bisogno di ossigeno o no, no? no, 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 assolutamente. Sabato mi tenevo, abbiamo preso un saturimetro, mi tenevo la saturazione
monitorata, quindi insomma, mi hanno detto quello era un campanello d'allarme. Termometro, ecco, io non ho avuto febbre, mai avuto febbre, ho Nessuna linea di avuto febbre. no, brividi forti giovedì su venerdì notte, ma non avevo febbre, brividi e basta. Stanchezza, si parla di stanchezza. Sì, dopo tenete presente che io essendo chiusa in salotto sono sostanzialmente sempre o alla scrivania o sul divano, quindi tanto movimento non lo faccio, però sicuramente una sensazione di spossatezza c'è, quella sì. Ecco, quindi a questo punto lei che cosa si sente di dire ai veneti? Ma guardate, io la cosa che ho detto è che spesso e volentieri teniamo in considerazione che la misura più importante da usare e che è corretto è la mascherina, però credo che anche veramente l'igienizzazione delle mani sia assolutamente importante, tenere le mani pulite, perché spesso e volentieri noi non ce ne rendiamo conto. Adesso che io sto lavorando in videoconferenza, quindi nel video mi vedo spesso e volentieri parlando facciamo dei gesti Certo. inconsapevolmente dove ci tocchiamo gli occhi, tocchiamo la bocca, oppure anche quando abbiamo la mascherina, spesso e volentieri per metterla a posto la prendiamo da davanti e la tiriamo su, che mi dicono essere uno dei gesti più sbagliati, perché se il virus ce l'abbiamo nelle mani lo depositiamo nella mascherina. Il gesto corretto sarebbe prenderlo dai lati e tirar su la mascherina, quello sicuramente. Ecco, diciamo che già ero attenta prima, sicuramente adesso il livello di attenzione cresce. Ecco, anche perché lei, Assessore, pensa proprio di essere stata infettata dai fogli Ma sostanzialmente. guardate, la distanza c'era perché erano 2 metri, era arieggiata la stanza perché girava l'aria, le mascherine le avevamo, l'unica cosa che mi posso spiegare, perché se non fosse così dovrei dire che la distanza non serve, la mascherina non serve, arieggiare non serve, non me lo spiego in nessun altro modo. Nei giorni precedenti io ho avuto lo scoppio dei sintomi dal 10° giorno da questo contatto, che non è neanche considerato un contatto stretto di fatto, però nei giorni precedenti non sono venuta a contatto con nessuno perché tutte le ragazze della mia segreteria sono negative ai test, quindi io sono stata l'unica ad essere contagiata e l'unico contatto che ho avuto è questo, quindi io non me lo saprei spiegare veramente In in nessun nessun altro altro modo. modo, perché effettivamente le carte ce le passavamo per leggerle durante la commissione infrastrutture per discutere. Ovviamente ce le passavamo con la tranquillità che nessuno sapeva che uno dei due era positivo, ovviamente. Chiaro. Assessore, lei continua a lavorare comunque da casa, le posso chiedere quali sono i suoi prossimi impegni istituzionali? Beh, guardate, ho appuntamenti, sto sostanzialmente smaltendo tutte. Ho appena finito un precipe dove abbiamo parlato di alta velocità sul nodo di Vicenza e dell'alta velocità sulla linea, sul corridoio del Brennero. Stamattina ho fatto vari appuntamenti, sto andando avanti lavorando regolarmente, anche perché con la videoconferenza non sarebbe diverso se fossi in ufficio perché comunque stiamo facendo tutto in videoconferenza per motivi di sicurezza, però si va avanti con gli appuntamenti e con tutto ciò che c'è da fare perché comunque il lavoro assolutamente non manca. Questo poco ma sicuro, Assessore, e la ringrazio, so che ha appunto numerosi impegni, quindi la ringrazio per la Grazie, testimonianza e auguri di pronta guarigione. Grazie, grazie a Assessore. voi, Grazie, arrivederci. arrivederci. Questa quindi è la storia raccontata in diretta e direttamente da lei stessa dell'assessore Elisa De Berti, che per l'appunto ieri sera su Facebook ha rotto gli indugi e appunto ha confermato di essere positiva al virus. Quindi ci ha raccontato nel dettaglio cosa ha significato per lei avere a che fare con questa
malattia. Ieri sera poi a Ring si è parlato ovviamente di Covid, dell'emergenza che tutti stiamo vivendo. Ospite in diretta con Ferdinando Avarino c'era il governatore Luca Zaia che appunto fra poco parlerà a Marghera. Zaia ha fatto delle riflessioni molto importanti sul vaccino anti-Covid di cui tanto si sta parlando in questi giorni. In queste ore c'è il vaccino di Pfizer, ma c'è anche quello di Moderna che a quanto pare può essere conservato a temperature anche più basse. Zaia ha parlato guardando in qualche modo al futuro dicendo sì, il vaccino arriverà, stiamo monitorando anche questa partita, ma non sarà obbligatorio. Sentite cosa ha detto a Ferdinando Avarino Zaia. Nel rispetto di tutti, la vaccinazione, immagino, almeno per quanto riguardano i veneti, non sarà obbligatoria. Il vaccino lo si fa in maniera non obbligatoria, a me non risulta che ci siano principi di obbligatorietà su questo vaccino. È pur vero che poi ci sono diverse formulazioni, diverse progettualità e sperimentazioni che sono state fatte. Scusi. Colpa del test rapido, è un effetto, dobbiamo dirlo poi allora. Salute Presidente. Troppi tamponi. Probabilmente sì, no, penso sia la polvere. E dicevo, e quindi alla luce di tutto questo è fondamentale attendere, perché poi arriveranno, immagino che i primi vaccini da somministrare ai cittadini o quantomeno alle popolazioni target, che potrebbero essere gli over 65, gli immunodepressi, insomma la popolazione più a rischio, saranno operativi alla volta dell'inizio 2021. Noi ci stiamo organizzando per riuscire a rispondere anche a questo bisogno dei cittadini e di avere la vaccinazione, che sarà una vaccinazione importante perché immagino che molti cittadini chiederanno di essere vaccinati. Queste le parole quindi del governatore Luca Zaia ieri sera a Ring. Ieri Zaia, lo avete visto, ha presentato con il microbiologo Roberto Rigoli il nuovo test Fai da te che è in corso di sperimentazione in Veneto. Ne sono arrivati 5.000 dosi e appunto la sperimentazione è in corso e durerà circa un mese. Fra un mese capiremo se questa modalità è valida. Certo, se è valida, se tutto è ok, cambierà il corso in qualche modo anche della pandemia, soprattutto dal punto di vista della diagnosi. Detto questo, sentiremo oggi le novità da parte di Zaia a partire dalle 12.30. A livello nazionale la notizia battuta dall'ANSA in questi minuti è quella della Confcommercio, perché di nuovo crollo dei consumi, siamo a un meno 8%. Questo nel mese di ottobre, possiamo vederlo anche dal video. Questa è l'ANSA, dopo la forte ripresa registrata nel terzo trimestre, Confcommercio lancia questo nuovo allarme per i consumi. Ovviamente è crollo per i servizi ricreativi e per gli alberghi, che ormai sono complessivamente a un meno 80%, quindi un crollo davvero verticale. Adesso abbiamo qualche istante di pubblicità, poi ci collegheremo con la nuova rettrice della Ca' Foscari, Lippiello, direttamente da Venezia, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio, sempre in diretta, in attesa anche di collegarci alle 12.30 più o meno con la sede della Protezione Civile per il consueto punto stampa con il governatore Luca Zaia sul fronte dell'emergenza Covid. Ma prima ci colleghiamo con un ospite graditissima che saluto e ringrazio, la nuova rettrice della Ca' Foscari di Venezia, Tiziana Lippiello. Buongiorno rettrice.
Buongiorno a lei. Grazie per aver accettato l'invito. Lei dal 1° ottobre, di fatto se non erro, è la nuova rettrice della Ca' Foscari, quindi di una delle principali università italiane e internazionali. Lei è il 23° rettore, il primo rettore donna. In un mondo normale, diciamo, non dovrebbe essere una notizia. Ecco, questa è la premessa che mi sento di fare, però i fatti sono ostinati e ci dicono che questa è una notizia. Lei come l'ha vissuta e soprattutto si è sentita con la nuova rettrice della Sapienza? Grazie, sì, l'ho vissuta con entusiasmo, nonostante il periodo difficile in cui eredito questa posizione, con entusiasmo e anche con coraggio. Domenica ho sentito subito la nuova rettrice della Sapienza, la professoressa Antonella Polimeni, con cui mi sono rallegrata, congratulata, e abbiamo avuto un primo scambio di opinioni sul ruolo che attende lei e sulla possibile collaborazione futura. Ovviamente abbiamo entrambe sottolineato che è inutile dire che per le donne è più difficile, ma questo non deve scoraggiare le giovani studentesse, le giovani donne, le giovani studentesse, dal mettersi in gioco e dal non rinunciare soprattutto. Questo è fondamentale, è un messaggio importantissimo. Ecco, questi sono segnali soprattutto per le giovani, per le ragazze. Comunque in Italia il maggior tasso di neolaureate è donna, però allo stesso tempo ai vertici delle società, e ce lo diciamo da sempre, le quote rosa mancano. È così, rettrice? E così i posti apicali nel mondo universitario, ma non solo in Italia, un po' nel mondo. Io in questi anni ho viaggiato parecchio come prorettrice alle relazioni internazionali ed ho incontrato ben poche donne alla carica di rettrice. Prorettrici ne ho incontrate, ma poche donne. Quindi vuol dire che a un certo punto la donna si ferma perché pensa che la vita familiare e la vita lavorativa a un certo punto diventi inconciliabile se l'impegno è così oneroso. E questo non deve essere, non credo che la famiglia ne sia sacrificata, anzi, può essere uno sprone anche per i figli questo. Quindi, il fatto di mettersi in gioco in ruoli così importanti. Diciamo che la carriera è compatibile anche con la dimensione della vita privata, e lei lo rappresenta. Assolutamente sì. Rettrice, le chiedo solo una cortesia tecnica, può abbassare un po' il... Ecco, se si può centrare, perfetto, perché è scesa un po' la... Ecco, Eccomi. Perfetto, ottimo. Questo a livello, diciamo così, di segnali. I segnali sono importanti, soprattutto se arrivano da importanti istituzioni prestigiose come la Ca' Foscari di Venezia. In un momento tra l'altro molto particolare, perché tutti i settori della nostra vita sono stati coinvolti dalla pandemia. Anche l'università, anche il mondo accademico è stato colpito nel vivo. Com'è cambiata l'università, la didattica in questi mesi, rettrice? Beh, noi ovviamente è cambiata ovunque e abbiamo dovuto adattarci, è stata una prova appunto della nostra capacità di adattarci e di resilienza, ma fin da subito abbiamo deciso di continuare ad andare in classe, quindi una settimana dopo eravamo online, ma ci siamo attrezzati con la strumentazione per andare online, ma garantire anche la didattica in classe, quindi gli studenti un po' venivano e un po' seguivano le lezioni in remoto. E così abbiamo disciplinato tutte le nostre lezioni anche fino all'ultimo DPCM, che ci ha visti comunque continuare, ancorché in forma ridotta, la didattica duale, garantendo le presenze agli studenti del primo anno, sia delle triennali che delle magistrali, e questo concordemente con la Regione e le università del Veneto.
Quindi ovviamente è cambiata, è stato molto impegnativo e io ringrazio veramente tutti i miei colleghi, tutti i docenti e il personale tecnico amministrativo perché hanno veramente lavorato tanto per garantire sicurezza e efficienza agli studenti. Gli studenti chiedono di venire all'università perché sono spazi di socialità sicuri, quindi abbiamo cercato di garantire il più possibile la loro presenza. Quindi anche per quanto riguarda le aule studio, immagino, proprio la presenza fisica nei corridoi, nelle biblioteche. Sì, questo è un po' più difficile. Le biblioteche sono aperte per gli studenti, tutto è sanificato ovviamente. I corridoi è un po' più complessa la gestione della affluenza degli studenti nei corridoi, però stiamo cercando di monitorare tutto, di garantire la possibilità di venire all'università agli studenti. Il problema non sono tanto le aule che sono sanificate, ma sia i docenti che gli studenti nutrivano timore per i mezzi di trasporto, ovviamente, per l'assembramento nei mezzi di trasporto. Certo, poi a Venezia c'è la variabile non da poco dei vaporetti sostanzialmente e abbiamo visto più volte raccontato di scene non sempre in linea con quelle che dovrebbero essere le norme anti-Covid. Però devo dire che rispetto ad altre città italiane abbiamo avuto una consistente affluenza degli studenti che hanno scelto di abitare a Venezia. Questo è anche importante perché il ruolo di Ca' Foscari è importante a Venezia anche perché va a rivitalizzare un centro unico nel suo genere e che ha bisogno di essere popolato da gente viva, diciamo, e non solo da turisti mordi e fuggi. Diciamo che la funzione di Ca' Foscari a Venezia va oltre quella che è la funzione accademica, o no, rettrice? Sì, assolutamente. Gli studenti scelgono Ca' Foscari per il livello, come ha sottolineato lei, dell'università, ma anche perché è una città straordinaria, unica al mondo e quindi coniugano la frequenza di un'università o delle università veneziane con una vita sui generis, speciale, in un territorio molto particolare, questo anche a livello internazionale. A proposito di livello internazionale, rettrice, lei è una autorevolissima sinologa. Spieghiamo a chi è a casa che cos'è un sinologo, perché magari non tutti lo sanno. È un esperto di Cina. Lei è stata tra le prime in Italia a specializzarsi in questo ambito. Ecco, parliamo di Cina in un anno in cui si è parlato troppo di Cina e non sempre in termini lusinghieri. Che cosa si sente di dire? Che potenzialità ci sono con la Cina? Quali i limiti? Intanto mi sento di dire che sinologa vuol dire un esperto di cultura, letteratura cinese e nella fattispecie io mi occupo di lingua cinese classica, quindi della civiltà classica cinese. Cosa posso dire? Che recentemente, avendo noi molti rapporti con questo paese, perché appunto siamo un centro di studi sinologici importante, i nostri studenti ovviamente hanno lamentato l'impossibilità di muoversi, non solo verso la Cina ma verso tutto il mondo. E quindi quello che stiamo cercando di fare con le nostre università partner in questo paese è di offrire delle occasioni di scambi virtuali o comunque di frequenza di lezioni online e i cinesi si stanno adoperando per questo, per offrire delle lezioni online ai nostri studenti. Quindi c'è la volontà di portare avanti la collaborazione in attesa che le frontiere si riaprano il prossimo anno. Sicuramente nell'ultimo periodo la Cina è ad esempio per come sta affrontando la pandemia, di come la stia risolvendo, con dei metodi che forse in paesi democratici non sono così condivisibili, però risolutivi. Ecco, lei dice quindi che bisognerebbe guardare anche alla Cina, ovviamente fatte le dovute premesse. Fatte le dovute premesse, sì, perché sono stati attenti nell'osservanza
di tutte le precauzioni e solo così sono riusciti ad uscire quasi totalmente dalla pandemia, almeno le zone più critiche. Quindi, E tuttora sono attenti, in verità io mi confronto con gli accademici e anche loro svolgono lezioni in duale, cioè gli studenti sono nel campus e sono online e parzialmente in classe. ecco, quindi diciamo che anche in Cina la pandemia è ancora in corso, non è finita neanche per loro. Non è finita totalmente, però sicuramente la stanno superando molto meglio di come la stiamo superando noi, perché tutti osservano le regole. Quindi non è solo una questione, diciamo così, di forma di governo, ma anche di responsabilità dei singoli, verrebbe da dire. Sì, c'è un forte senso di responsabilità sociale in Cina, questo è innata nel popolo cinese, proprio è innata nella loro cultura. Il senso civico e la responsabilità verso gli altri. Mi è rimasto impresso che inizialmente noi, non si ricorderà, non accettavamo l'uso del video, quantomeno non ci credevamo, perché appunto le mascherine non proteggono l'individuo, ma proteggono chi ti sta di fronte. E questo nella nostra cultura non è così significativo, mentre per i cinesi quello che è più importante è proteggere l'altro, prima ancora di se stessi. Quindi la mascherina viene indossata per proteggere chi ti sta di fronte, chi ti sta vicino. Quindi è diciamo così, una dimostrazione di rispetto e di cura nei confronti del prossimo, sostanzialmente. Esatto. E in un discorso di reciprocità, proteggere l'altro significa proteggere se stesso. Senta, e a proposito di atteggiamenti, come li vede gli studenti? Li vede consapevoli? Si parla tanto dei giovani, della movida, degli spritz, delle serate danzanti, tra virgolette, abusive. Ci sono state anche diverse operazioni, immagini anche da Venezia nelle settimane scorse. Ecco, come li vede i suoi studenti, rettrice? Guardi, è difficile generalizzare, ovviamente, non si può dire come sono i giovani. Io vedo i nostri studenti molto responsabili, però poi quando sono fuori dagli ambienti universitari, ovviamente gli studenti hanno bisogno di socialità, quindi non possiamo nemmeno pretendere che siano chiusi in casa. Per questo, secondo me, è importante agevolare il più possibile la presenza in luoghi sicuri come le università e le scuole in genere. Lei è di fatto un umanista. Quanto sarà importante l'umanesimo nella ripartenza? Secondo me moltissimo, e lo è già. C'è un interesse rinnovato verso le discipline umanistiche da parte degli studenti, ma soprattutto verso programmi di studi che ormai sono trasversali alle discipline. Quindi per tornare alla Cina, una delle più importanti università cinesi, che è la Peking University, ha deciso di inserire un anno di studi umanistici in tutti i percorsi dell'università, quindi anche quelli scientifici, proprio perché considerano studiare le humanities una priorità per tutti gli studenti, per tutti i cittadini, perché formano l'individuo. Quindi non bastano le conoscenze, le competenze tecniche, ma sono importantissime anche le discipline umanistiche. Tra l'altro, a proposito di intrecci tra mondi che magari per troppo tempo sono rimasti paralleli, umanesimo e scienza, lei ha proposto, se non sbaglio, di introdurre lo studio del cinese all'interno dei corsi legati alle nanotecnologie. Devo dire la verità, è stata una proposta che è venuta dai colleghi di scienze, è stata una richiesta, quindi hanno compreso come collaborare con civiltà diverse, con mondi così diversi come quelli orientali, comporti anche delle conoscenze della loro cultura, come non tanto la lingua quanto come pensano, il modus operandi e il modus pensandi di questi popoli così diversi dal nostro. Quindi quello che noi abbiamo iniziato a insegnare, che poi è un esperimento di grande successo, che abbiamo avviato anche con tutta l'area economica, di associare le discipline scientifiche con lo studio di queste civiltà, proprio perché
abbiamo dei programmi congiunti con questi paesi e prima ancora di far studiare agli studenti le tecnologie è importante che sappiano quale sia la cultura di questi paesi. Quindi parliamo di studi umanistici in senso ampio, quindi non soltanto la nostra civiltà, ma anche le civiltà altrui. Assolutamente, tra l'altro popolo cinese che apprezza in particolar modo il Made in Italy e Venezia, la nostra antichità, la nostra cultura, quindi anche questo, diciamo così, è un tavolo di confronto importante. Sì, e Venezia è per la Cina l'icona dei rapporti lungo la via della seta delle civiltà occidentale e orientale. Marco Polo è figura così emblematica di questi rapporti, per cui Venezia nell'immaginario cinese è una delle città più importanti, se non la più importante della civiltà europea, proprio perché gli scambi sono iniziati con Venezia, con Marco Polo, anche se datati molto prima di quell'epoca. Però Marco Polo è appunto per loro rappresenta gli scambi commerciali, culturali tra l'Europa e l'Asia. Quindi, rettrice, possiamo dire che è finito questo periodo di pandemia, i rapporti Italia-Cina, Venezia-Cina saranno importanti, saranno strategici? Se lo vorrà il nostro paese, sì, penso proprio di sì. Devo dire che nella mia esperienza anni fa l'Italia non era un interlocutore privilegiato in Europa per i cinesi, ora lo è molto di più, da molti anni lo è molto di più. Proprio per il Made in Italy, come sottolineava lei, ma la nostra creatività, la nostra storia, l'antichità della nostra civiltà. Le chiedo un'ultimissima battuta, sta arrivando anche il governatore Zaia, che messaggio si sente di lanciare in questo preciso momento storico agli studenti, alle prese anche loro con un periodo appunto difficile e inedito per le loro esistenze? Beh, di non perdere mai la speranza nel futuro, questo periodo passerà e loro saranno ancora più forti nell'affrontare le sfide future e anche nella consapevolezza che questa tragedia ha accomunato tutto il mondo. Quindi io penso che non dovranno scoraggiarsi, tra un po' finirà e si riprenderà a vivere con ancora più forza e vigore. E loro avranno un ruolo determinante in questo e dovranno anche... I giovani devono essere al centro dei nostri progetti, devono essere più protagonisti di quanto non lo siano generalmente, a partire dal loro ruolo all'interno dell'università. Quindi anche l'università, da un certo punto di vista, il mondo accademico deve essere più aperto ai giovani? Sì, penso di sì, molto di più. Grazie rettrice, grazie davvero per questa sua testimonianza e la sua disponibilità. Buon lavoro a Tiziana Lipiello, rettrice di Ca' Foscari. Mi dicono che Luca Zaia è arrivato, ci colleghiamo con Marghera. Bene, buongiorno a tutti, passerei subito al bollettino, poi un po' di notizie e dopo domande. 2.590.427, abbiamo parlato, sono 18.539 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore. E fra l'altro noi adesso abbiamo appena lasciato la conferenza dei presidenti, abbiamo appunto parlato ancora della necessità di sommare i tamponi molecolari ai tamponi rapidi. Ne abbiamo fatti 30.000 ieri di rapidi, esattamente in totale ieri abbiamo fatto, cioè nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 48.598 tamponi, di cui 30.059 rapidi e 18.539 molecolari. Quindi ancora oggi la somma dei tamponi nelle tabelle nazionali non è la somma per ogni regione dei tamponi molecolari e rapidi, ma solo dei molecolari, però i positivi sono ricercati da entrambi. 105.966 positivi,
sono nelle ultime 24 ore 3.124 rispetto a ieri mattina in più. - 63.071 i positivi di oggi, 28.360 in isolamento, ricoverati, guardate che bel dato, meno 3, 2.091. È la prima giornata che ha un segno negativo sui ricoveri. Terapia intensiva 280 più 15 rispetto a ieri mattina. Dimessi 5.863, abbiamo dimesso 147 persone. Morti 2.967, sono più 100, quindi la giornata con più morti. Del resto, purtroppo, voi me lo insegnate, l'andamento di questa epidemia, la gaussiana che noi conosciamo, no? I famosi, ormai questa campana che nasce e in 90 giorni poi decresce, si spera, ci insegna già storicamente che la fase che decresce per ultima è quella dei morti, perché è quella che inizia per ultima, cioè abbiamo i ricoveri, abbiamo le terapie intensive. Quando cominciamo a avere mortalità è ovvio che la mortalità decresce dopo i ricoveri e dopo le terapie intensive. Io non so dirvi se abbiamo raggiunto l'apice come previsto da molte previsioni del metà novembre o insomma intorno a novembre, però è pur vero che degli indicatori, anche se timidissimi, anche a livello nazionale ci sono. È pur vero che ci sono delle realtà, delle regioni che magari hanno diciamo anticipato, pensate a molte realtà che conoscete meglio di me, che magari hanno una settimana di storia di questa seconda fase, diciamo in più di noi, però insomma in generale direi che di pazienti ne abbiamo, però è pur vero non abbiamo ormai sostanzialmente 2.300 pazienti, anzi verso i 2.400 in totale, per l'esattezza sono 2.371 pazienti, e dico che tutta questa pressione che si fa sentire sugli ospedali noi la sentiamo con forza, nel senso che anche tutti i ragionamenti che stiamo facendo con i direttori vanno nella direzione ovviamente di essere sempre performanti nella ricerca di posti letto. Non è che, perché vi dico questo, non è che adesso diciamo siamo arrivati a metà novembre, sbaracchiamo tutto, noi non abbiamo nessuna certezza finché non abbiamo l'ultimo paziente dimesso. Vi do un dato che ho fatto fare prima nei calcoli anche sulla mortalità, se vi interessa, cioè vi do le ultime 4 giornate in maniera tale che avete anche uno spaccato della mortalità. Vi dico solo che per fasce di età dai 70 anni in su hanno perso la vita, insomma dai 70 agli 80 anni il 24,8% delle persone morte, dagli 80 agli 85 l'altro 24,8%, e oltre gli 85 anni il 38,3%. Cioè vuol dire che sopra i 70 anni, dopo vediamo la tabella ragazzi, sopra i 70 anni sostanzialmente quasi l'88% abbiamo quasi l'88% dei decessi, ai quali si somma quasi un 7% degli over 65. E sostanzialmente è anche vero che i ricoveri in ospedale pesano moltissimo sulle fasce di età sopra i 70 anni. Quindi rispecchia anche diciamo, i ricoveri. Ricordo altri 2 aspetti. Abbiamo avuto una donazione da parte di Arteven con il progetto estivo Il Teatro Torna a Casa di 11.416 euro per gli operatori sanitari, quindi ringraziamo Arteven. E poi abbiamo anche dei lavori che ci hanno fatto avere la scuola elementare Frank
di Mogliano. I ragazzi ci hanno fatto avere tutta una serie di disegni, di racconti, quindi ringraziamo tutti i bambini dei ragazzini della scuola elementare Anna Franca di Mogliano. E poi c'è un lavoretto che ci ha mandato un bimbo, che lo vediamo come auspicio e porta fortuna. Ci ha mandato Valentino Bettiol di Villorba e ci ha messo un po' di coccinelle, chissà che ci porti fortuna. Allora lo lasciamo qui. Valentino Bettiol di Villorba. Allora, detto questo, voi avete visto ieri la presentazione del tampone, scusatemi, del test fai da te. Voglio ricordare, per farne una breve sintesi, perché abbiamo avuto un sacco di richieste in queste 24 ore, il tampone non è commercializzabile, non lo è semplicemente per un motivo, perché tutti i dispositivi medici e diagnostici, come in questo caso, devono essere autorizzati dal Ministero della Sanità e prima di essere autorizzati devono essere testati, cioè devono essere validati in campo. Ovviamente noi siamo già partiti con la validazione, coinvolgendo più microbiologia, come vi ha detto ieri il dottor Rigoli. Durerà, io penso che 1500 pazienti riusciremo a farli, in virtù del fatto che ce li abbiamo, con la prova in doppio molecolare e test fai da te nel giro di un paio di settimane, dopodiché presenteremo le carte. E sul fronte della diagnostica a noi interessa capire che specificità ha questo test, diciamo, fai da te, e soprattutto la sua attendibilità, perché poi il cittadino interessa questo. Ovvio che poi si apre il grande tema della tracciabilità, ma quello è un tema che giustamente è importantissimo, però se si pone questo tema vuol dire che abbiamo già risolto uno a monte che è molto più importante, che funziona. Perché vedo tanti dibattiti sulla tracciabilità, che peraltro abbiamo posto noi per primi, però vorrei ricordarvi che il vero dibattito è che se veramente un test fai da te funziona, è un po' l'uovo di Colombo, perché risolve il problema di tutti noi cittadini, che potremmo diligentemente, con grande senso civico, magari decidere che tutti i lunedì mattina prima di uscire di casa ci facciamo l'autodiagnosi, come accade per altre patologie, come accade per altre dinamiche dove sono previste delle profilassi, sono previste, pensate, le aziende piuttosto che gli edifici commerciali, gli accessi alle riunioni. Immaginate questo test in riunioni dove ci sono estranei che partecipano. A me sembra quasi logico vedere lo scenario e dire che una volta distribuivano i bicchieri con le bottigliette d'acqua, poi distribuiranno anche i test fai da te, e si dirà prima di iniziare la riunione testa tutti. E guardate che non è fantascienza questa. Bella notizia che c'è la seconda, ma non sarà l'ultima, grande realtà biotech o biotech, chiamatela come volete, Moderna, che ha presentato il suo vaccino, che fra l'altro, vi ricordo, è facilmente trasportabile e conservabile, visto e considerato che ha per un breve periodo, si parla, mi sembra, se non ho capito male, di 24 ore, è conservabile in frigorifero, cioè a temperature che vanno dallo 0 a 5 gradi, da quel che ho letto. Quindi un'ulteriore innovazione. E io penso che i vaccini siano una realtà, perché vedete che si susseguono notizie in continuazione, e dopodiché, quando saranno disponibili, li somministreremo ai cittadini che vorranno farsi la vaccinazione, punto. Io non ho altro, passo la parola a voi. Filippo, se qualcun altro si prenota, Pettenò, Vanzan, Bonet, Marchiori. Buongiorno Presidente. Ciao. Ieri mi pare il commissario straordinario Arcuri ha sollevato la questione dei Covid hotel, sì, e dicendo insomma che appunto attendeva l'elenco dei Covid hotel individuati dal Veneto. Volevo sapere se c'era qualche novità a riguardo, se avete già... Ma no, guarda, noi ci eravamo già mossi con la prima ondata, fra l'altro in ante litteram, ma in tempi non sospetti, con l'accordo con Federalberghi, perché già allora prevedevamo questa necessità. Adesso stiamo identificando un sito per ogni provincia, quindi per ogni ULSS di fatto, sì, che abbiamo già su una lista che presenteremo,
C'è anche da dire che peraltro voglio ricordare la funzione di questo Covid Hotel, che è quella di ospitalità di pazienti che si stanno negativizzando, di pazienti non più critici, non più che hanno bisogno di cure ospedaliere, ma che hanno bisogno magari di un periodo, diciamo, di ospitalità che è esattamente rappresentato da quel limbo che va dall'ospedale per la fine cure al ritorno a casa. Ad esempio, abbiamo molti casi, anziani positivi con coniuge negativo, persone su di età, posso citare casi di over 80 e anche over 90, dove i familiari ci dicono non abbiamo modo di far incasare subito il papà o la mamma, perché comunque chi a casa è negativo e arriverebbe a casa un positivo. E allora in questo caso, invece di tenere ospedalizzato questo signore o questa signora, andrà nel Covid Hotel. Ma guardate che la stessa filosofia nasceva nel recuperare i 740 posti letto dei famosi 5 ospedali dismessi. Per cui quella è la filosofia. Noi abbiamo anche la forza di quei 5 ospedali, poi noi abbiamo oltretutto colonizzato anche gli ospedali di comunità, che anche lì, diciamo, li abbiamo dedicati al Covid, magari meno problematico, ma anche lì abbiamo letti. Però insomma si va avanti anche in questa direzione. Dopo magari lascio la parola all'assessore Lanzarin. Sì, ecco, se era magari possibile, sì, dopo se c'era già questo elenco, perché ho visto che suscita molto interesse, anche se effettivamente mi pare che gli ospedali dismessi abbiano 700 posti. 740. Ecco. Più Noale, vero, più Noale che è entrata in campo in questo secondo giro. Però abbiamo perso Zevio. Ecco, l'altra domanda, sappiamo che stamattina c'è stata aggiunta, se è stato assunto qualche iniziativa. Beh, ce n'è una novità effettivamente. Ringrazio intanto l'avvocato Caramel per il grande lavoro e strepitoso lavoro che ha fatto, lui fa parte della squadra, gli ho detto che in pensione uno come Caramel non deve mai andarci, può essere nello status di pensionato, ma comunque vogliamo che resti, come si può dire, legato a doppio filo con la nostra amministrazione, perché lui ha rappresentato per il mio percorso, diciamo, ha iniziato con me, diciamo, la garanzia di legalità. Va in pensione dal 1° di dicembre e quindi oggi abbiamo incaricato come giunta il nuovo segretario di giunta, che è il segretario, il dottor Lorenzo Traina, attualmente segretario del comune di Treviso, è stato segretario del comune di Padova, segretario del comune di Vittorio Veneto, segretario di comunità montane, segretario di piccoli comuni, ha un'esperienza a 360 gradi con una carriera tutta nella pubblica amministrazione, è esperto di diritto amministrativo, io l'ho conosciuto e anche incrociato nella mia esperienza amministrative e devo dire che assolutamente sarà in grado di raccogliere il testimone dall'avvocato Caramel, che peraltro condivide anche, come si può dire, un'affinità professionale con il dottor Traina, per cui non avremo neanche, diciamo, due estranei che si incontrano nel passarsi il testimone. Grazie. Prego. No. Presidente, oggi ci sarà un incontro della conferenza delle regioni? Fatto stamattina. Già fatto stamattina. Sì. Ecco, cosa è emerso? Perché c'erano queste polemiche, le richieste di cambio di colore o di verifica anche dei 21 cosiddetti parametri che fissano le regole per poi le fasce colorate delle varie regioni. Ma guardate, ne è emerso, adesso si sta concludendo la riunione, penso si sia già conclusa, ne emerge che ne viene fuori in maniera unanime con il principio sempre della leale collaborazione tra istituzioni, di chiedere che ci sia un confronto, diciamo, puntuale con il governo sul tema dei parametri e anche sul tema delle modalità. Noi abbiamo peraltro una commissione, intanto voglio dire che i parametri nascono con un provvedimento del 30 di aprile e proprio in quel provvedimento c'è scritto previo confronto tra la regione e il governo, e poi c'è da dire che quei parametri nascevano come un elemento
di benchmark, no? Di barra di controllo, uno dice guardo come sono messo in base ai parametri. Adesso è diventato un elemento di giudizio, quindi si chiede di rafforzare il tema del confronto preventivo, cioè della serie non mi puoi dire venerdì che sabato sono in zona rossa o in zona arancione o quello che è, e penso sia corretto che questo confronto avvenga in tempi utili per portare anche argomentazioni. Pensate a quella della percentuale di positivi senza i tamponi rapidi, ad esempio, no? E dall'altro la necessità di stabilire anche una sorta di tagliando a questi parametri. Penso insomma che i colleghi presidenti si siano tutti espressi in questa direzione. Non c'è volontà di far casino, ma c'è la volontà di fare un percorso assieme. La riunione è stata chiesta dal collega Fedriga, che penso che abbia argomentato in maniera assolutamente puntuale rispetto a tutti questi temi. Esiste infine una commissione che è coordinata dalla dottoressa Francesca Russo, che è coordinatrice, diciamo, dei tecnici delle regioni per il discorso della prevenzione, che ha già elaborato il documento che è già nelle mani dei colleghi presidenti. Questo documento su un'idea di base di lavoro, però non lo consegniamo perché giustamente va consegnato al governo prima. Le valutazioni vengono fatte dal governo, a quanto pare già venerdì ci sarà un altro comitato tecnico scientifico. Sembra di sì. E potrebbero esserci in quel caso già delle decisioni anche riguardanti il Veneto, secondo lei? Ma guarda, che ci siano decisioni non è quella la preoccupazione è che ci sia un confronto prima delle decisioni. Dopodiché sui parametri ognuno ha la sua da dire, cioè se ci chiamassero per dire ragazzi stiamo discutendo la situazione del Veneto, questa è la situazione, peraltro posso dire con le modalità di comunicazione che abbiamo oggi della videoconferenza lo si fa in un istante, tu esponi le tue, guardate lo facciamo con la Corte dei Conti, lo facciamo con le commissioni parlamentari, cioè c'è l'istituto del contraddittorio si dice, no? Lo facciamo anche con diciamo, il governo rispetto a un tema che ci interessa a tutti. Non è che noi abbiamo interessi, scusate, le nostre tre regioni, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno adottato provvedimenti in autonomia senza che nessuna legge ci imponesse di farlo, vorrei ricordare questo, che peraltro stiamo ancora discutendo del fatto che chi è stato oggetto di restrizioni abbia anche ristoro come accade per i provvedimenti nazionali, per cui il senso di responsabilità ce l'abbiamo fino in fondo. Vanzan, poi Bonet e Marchiori. Presidente, buongiorno. Lei ieri sottolineava il fatto, e anche oggi l'ha detto, che siamo in sofferenza dal punto di vista ospedaliero. Fatta la somma tra i pazienti Covid in terapia intensiva e i pazienti non Covid, ieri diceva, e anche oggi immagino 280 più 300 circa 600, più tutti quelli che non sono pazienti malati appunto di coronavirus. Siamo già in fascia 4 per quanto riguarda il semaforo regionale, quello dei vari colori, sui ricoveri. Ci stiamo dentro, visto che siamo a 1000 quasi di disponibilità, ci sono provvedimenti in arrivo? No, ci stiamo dentro, la situazione è sotto controllo e devo dire che la squadra sta lavorando bene, cioè, se da un lato ringrazio, lo faccio anche oggi, tutti i giorni gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli OS, gli amministrativi, tutti coloro che lavorano in ospedale e sono addetti alle cure, non solo dei 2.000 quasi 400 pazienti Covid, ma anche degli 8.000 non Covid, dall'altro c'è anche da dire che c'è una squadra che della governance, no? I direttori generali e i diversi responsabili, penso al dottor Rosi come terapie intensive, la dottoressa Russo, l'ingegner Fattori, insomma adesso mi scuseranno tutti quelli che non vengono citati, insomma tutte persone che comunque stanno lavorando sulla pianificazione, sulle visioni da ingegneri gestionali rispetto alle diverse sfide, e posso anche garantire che noi abbiamo un piano, abbiamo anche, come si può dire, il piano di guerra, proprio quello della battaglia finale se serve, ma quello insomma lo tiriamo fuori solo, magari ne parlerò st'estate quando sarà tutto finito e lo dirò, c'era anche questo, nel senso che siamo pronti a tutto, cioè, è ovvio questo, no?
Per quanto riguarda invece gli hotel Covid, chi paga? Cioè paga il governo dovrebbe pagare. Il pubblico oppure il paziente che viene? No, non è a carico dei privati. Ultima domanda. Peraltro sugli hotel Covid vorrei aggiungere una roba, che si dà la possibilità anche ad eventuali problemi che possono avere i dipendenti. Nel senso che se c'è un dipendente che ha difficoltà a rincasare rispetto ad alcune... pensate, c'è chi dice io voglio mettere in sicurezza la mia famiglia, c'è anche questo, c'è un minimo di posti anche dedicato per queste emergenze. Cioè, pensate a qualcuno che magari si trova alle infettive o medici, sì, dipendenti. Sì. Se dovesse capitare, è ovvio che non possiamo garantire l'ospitalità a tutti, ma c'è uno che ha un genitore anziano in casa, dice faccio tutto il giorno infettivo e vorrei per un po' di giorni evitare di portare a casa novità, si valuta anche questo. Invece per quanto riguarda il tampone fai da te che ieri ci avete illustrato, ci avete mostrato, lei ha detto che non è commercializzabile, però risulterebbe sia già in commercio. No, io non ne so nulla di sta roba, perché vi spiego, se viene commercializzato non ha nessuna validità scientifica, punto. È come uno shampoo, anzi non ci si lava neanche i capelli con quella roba lì. Nel senso che noi, attenzione, io penso che il dottor Rigoli, che è colui che ha tenuto tutti i contatti e ha sviluppato il progetto, sia stato molto chiaro. Le porte sono aperte per tutti, ma non è che funziona che la consulenza scientifica si traduce in operazione commerciale, perché per noi non c'entra niente, questo deve essere chiaro a tutti. Ma ripeto, tutti questi aspetti dovete discutere con il dottor Rigoli, perché io non ho mai di fatto neanche incrociato queste aziende, no di fatto, di diritto anche perché non l'ho mai visto in faccia. Bonet, poi Marchiori. E neanche mai sentite, i miei rapporti sono stati zero. Buongiorno, allora Presidente volevo chiedere un po' scusami un attimo solo Marco, vorrei anche aggiungere che Rigoli fra l'altro sta lavorando ad altri progetti, fra l'altro che sono evoluzione anche di questo e che spero che renderemo noto a breve, per cui c'è un via vai di aziende che propone sperimentazioni, insomma tutte le novità che vedete sul mercato arrivano tramite delle timide a volte proposte di aziende che poi vengono perfezionate e poi diventano realtà. Se poi c'è qualcuno che si prende la briga di andare a vendere sta roba, oggi non compratela, perché non c'entra niente con la validazione scientifica, o meglio non compratela, ognuno fa quello che vuole, penso che non si possa neanche vendere. Vado? Marco, allora, due domande. La prima sui dati. Io ho intravisto all'inizio nella sua analisi dei dati un certo ottimismo, per cui volevo capire se ho capito bene, cioè se le cose si stanno mettendo bene dal punto di vista al netto della giusta, comprensibile puntualizzazione sul fatto che siamo sempre sotto pressione, però i dati che avete in mano ci dicono che il peggio è passato, sta passando, stiamo entrando nella fase discendente? È difficile dirlo. Possiamo dire che se evitiamo gli assembramenti, portiamo la mascherina, potremo iniziare una timida discesa, altrimenti no. Lo dico perché oggi non abbiamo dati sufficienti per dire che è iniziata una discesa. Probabilmente ci aspetta un periodo di piatta o anche un'altra risalita, perché ci sta tutto. Difficile dire che siamo entrati nella fase 2 della fase 2, no? Della fase discendente, però è pur vero che il comportamento dei cittadini pesa moltissimo su questa fase, perché noi quello che potevamo fare dal punto di vista sanitario, avete visto, l'abbiamo fatto. Ok. L'altra domanda riguarda i criteri che sono oggetto di discussione. Per quanto riguarda, capisco che ogni regione vuole correggere il suo criterio, ma per quanto riguarda il Veneto, a parte il conteggio dei tamponi rapidi, ci sono altre richieste di intervento sui criteri? Ma sono richieste generali, però sono anche richieste di fare, come si può dire, fare più sintesi e non avere tutti questi parametri, questi 21 parametri, ma sono robe da tecnici in tutta onestà, cioè non è parlando di parametri che se stiamo qui a farcelo spiegare passando tutto il pomeriggio.
Va bene. Ultima domanda sulle nomine, oltre alla nomina del segretario di giunta, ci sono novità anche sulle altre? Perché ne no, al momento no. Direttore di gabinetto? AVEPA, Veneto Agricoltura, direttore generale, direttore della sanità, capo di gabinetto, capo di segreteria, no. Non sono state fatte, ok. Spareremo un sacco di soldi. Ok, grazie. Marchiori. Sì, Presidente, buongiorno. Ieri il Presidente di Federalberghi Veneto ha detto che aveva chiesto un tavolo con la Regione per poter discutere tutte le regole da adottare per quanto riguarda i Covid hotel. Questo tavolo verrà fissato, ci sarà, perché sì. Lui dice in caso contrario io non metto a disposizione il marchio, tra virgolette, di Federalberghi nella scelta. Poi c'è l'assessore Lanzarin che vi dà anche la lista degli alberghi. Ok, quindi escluso Federalberghi, quindi vi siete... No, ma che escluso Federalberghi? No. Quindi dico, c'è già stata questa... Noi abbiamo un ottimo rapporto con il Presidente Micheli, che è sempre stato persona collaborativa e costruttiva nel nostro rapporto, non figuriamoci. So che c'è la lista. Ok, quindi ogni USL ha individuato i propri alberghi, quindi sono passati dalle USL quindi al proprio territorio. Poi i contatti che abbia avuto le USL non lo so. Ovvio, poi gli alberghi saranno associati in maggioranza, immagino, con Federalberghi o con Turismo, non so come, cioè, insomma, poi hanno le loro associazioni. Certo. Un'altra cosa, continuano ad arrivarci moltissime segnalazioni da parte di genitori, ma anche di molti insegnanti, che non viene esattamente, o meglio chiedono chiarimenti sulle linee guida per quanto riguarda la reazione delle classi, perché ci sono veramente tanti casi che ci segnalano di classi che restano aperte tutte le ore. Beh, lo ha detto la dottoressa Russo e penso abbia anche fatto una circolare, se non ricordo male, è stata fatta una circolare, no? Anche a me risulta che aveva fatto una circolare con la Palumbo, però il limite la recuperiamo. Recuperiamo la circolare, nel senso che il ricambio d'aria non vuol dire tenere le finestre aperte, cioè finita l'ora di lezione si fa un giro d'aria e via. Cioè, lavorare con le finestre aperte non prenderanno mai il Covid, ma tutti l'influenza sicuro. Cioè, eviterei questi rischi, no? C'è malattie da raffreddamento. So che addirittura abbiamo racconti di ragazzi che vanno con 2 o 3 maglioni o con la coperta a scuola. Cioè, non c'è scritto da nessuna parte che bisogna tenere le finestre aperte durante la lezione. C'è scritto ricambio d'aria, che è un'altra roba. Va bene, grazie. Poi ho 2 domande per l'assessore Lanzarin. È qui l'assessore. Grazie. Se il Presidente Filippo, poi passiamo all'assessore e liberiamo il Presidente. No, proprio un dettaglio. Ieri un giornale ha pubblicato, devo dire meritoriamente, questi famosi 21 parametri, che sono effettivamente di difficile comprensione, perché alcuni, come lei sa meglio di me, come dire, sono quasi degli elementi immateriali, cioè delle dinamiche più che dei fattori precisi. Ma francamente, per quello che mi è parso di capire, esaminando 2 parametri fondamentali come il rapporto tra tamponi eseguiti e contagi scovati, da una parte, dall'altra la dotazione di terapie intensive e poi la tempistica dichiarata, come dire, toccando ferro, non parrebbe che il Veneto nell'immediato rischi di cambiare fascia. Da quello che posso capire, magari non è così, però, come dire, i fondamentali mi sembrano abbastanza... Ma i fondamentali sono visibili al di là della matematica, no? Nel senso che la pressione ospedaliera c'è, ma non c'è caos, e questo è un merito di tutti coloro che organizzano e lavorano nella sanità. Se volete un po' di ruolo ce l'abbiamo anche noi, lo dico, diciamo, sottovoce, visto considerato che poi organizziamo i fattori della produzione, perché sennò così non sarebbe, no? Pensate solo al tema dell'attrezzatura, l'aver preventivato i magazzini, cioè tutte queste robe li si fanno con le nostre riunioni. Insomma, è ragionevole pensare che non saremo area gialla, che dopo l'area gialla c'è quella arancione e poi quella rossa, che non c'è da far festa, la faremo quando saremo usciti dal Covid. Bene, e a questo punto, Presidente... Lascio l'assessore Lanzarin.
Grazie, buon lavoro, buongiorno. Grazie. Se ti metti al centro, Assessore, grazie. Allora, vuoi esporre tu prima, visto che il tema lo conosciamo, è i Covid alberghi, Covid hotel, sì, allora, poi lo facciamo un giro di domande. Allora, la settimana scorsa c'è stata una conferenza delle regioni con il ministro Boccia e Arcuri, in cui ci è stato chiesto di presentare una lista di Covid hotel, uno per provincia. L'obiettivo nazionale era quello di arrivare ai 20.000 posti in tutta Italia. C'è stata subito anche un chiarimento e una distinzione da parte del commissario Arcuri di due tipologie di hotel. Cioè, uno, l'hotel che ha funzione solo alberghiera, che è quello del nostro caso, nel senso che sono strutture individuate per quelle persone che potrebbero tornare a casa ma non hanno gli spazi idonei per tornare a casa, quindi non hanno bisogno di assistenza sanitaria. E l'altra fattispecie che alcune regioni probabilmente hanno chiesto, hanno bisogno, forse quelle più in difficoltà, di strutture in cui anche eventualmente, e il commissario Arcuri ha detto appunto di fornire numeri, dati e quant'altro, allestire all'interno di queste strutture ospedaliere anche veri e propri reparti, non veri e propri reparti, ma anche fornirli di attrezzature. Queste credo per quelle regioni che probabilmente la rete ospedaliera non riesce a rispondere appieno alle esigenze. Noi chiaramente ci poniamo sulla prima fattispecie, perché il piano del Veneto, che prevede appunto i 6.000 posti nella fascia più critica, la fascia rossa, no, nella fascia 5, meglio che diciamo così, perché no, capiamo, fraintendiamo, la fascia 5 che può arrivare fino a 6.000 posti, non di terapia intensiva, stiamo parlando di posti di ricovero in area non critica. Se aggiungiamo a questi 1.500 posti delle strutture intermedie, quindi gli ospedali di comunità che sono stati e si stanno attivando un po' dappertutto, oppure anche in alcuni casi di conversione di URT, ossia unità riabilitative territoriali, che sono per noi sempre classificate come ospedali come strutture intermedie, ma sono state utilizzate per questo, in cui ci sono degli standard e ci sono quindi anche personale infermieristico, medico e quant'altro a bassa assistenza. Se poi aggiungiamo anche i 740 posti che sono stati ricavati nelle 5 strutture, noi abbiamo un ventaglio di possibilità ampiamente oggi che risponde alle esigenze da un punto di vista di assistenza sanitaria. Le strutture individuate invece servono per quelle situazioni, come diceva il Presidente, di persone che potrebbero tornare a casa perché comunque hanno finito il proprio decorso, però potrebbero essere ancora positivi, oppure persone che per determinate questioni, casi sociali, alcune USLA hanno anche individuato cosiddetti casi sociali che non possono trovare sistemazione, oppure altre situazioni di comunità che non hanno spazi adeguati per poter fare l'isolamento in sicurezza e quant'altro, quindi rientrano in questa categoria. Le USLA hanno individuato una serie di strutture, anche più per USLA, quindi abbiamo fatto su base di USLA, quindi 9 USLA, quindi sono state individuate circa una ventina di strutture. Ci veniva chiesta una per provincia, adesso valuteremo rispetto appunto alle incomunicazioni e l'interlocuzione da fare col commissario Arcuri. Stiamo ragionando con le USLA anche rispetto appunto alla parte economica. C'è un articolo del DL 34 che prevede dei fondi anche per questa fattispecie e quindi stiamo ragionando appunto per eventualmente individuare le modalità di ristoro, di individuazione di tariffe e di quant'altro. Se volete chiarimenti, Marchiori. Sì, Assessore, mi scusi, all'interno di queste strutture ci sarà del personale sanitario? No.
Non è necessario, per quanto da quello che emerge dalle aziende sanitarie, non è necessario che ci sia personale sanitario, può essere che l'azienda sanitaria una volta a settimana invii un personale sanitario per una verifica così, ma non è necessario che ci sia personale sanitario fisso. Però potrebbero esserci delle persone positive all'interno. Sì, come ci sono anche a casa. Come ci sono anche in tante case. E come positive. Funziona con i pasti e tutto, cioè la giornata? Hanno una cucina, come funziona? No, allora ripeto, ci sono tutta una serie di interlocuzioni che le USL stanno facendo con queste strutture per avere eventualmente vitto e alloggio, per capirsi, oppure per fornire tramite altre modalità i pasti, cioè nel senso, se ci sono degli appartamentini è chiaro che uno può anche avere l'appartamentino e quindi si può anche eventualmente cucinare, ma se c'è la camera solo e i servizi è chiaro che qualcuno porterà il pasto, insomma, ecco. Non ci sono tante richieste, cioè mettiamo già in evidenza che c'è qualche caso in giro per qualche USL, ma non ci sono oggi tantissime richieste di avere situazioni di questo tipo. Quindi tutto sommato probabilmente è una cosa che è possibile averla, la mettiamo, la organizziamo, ma oggi non c'è una richiesta di chissà che tipo. Ok. Bonet Tosato. E la mia è una domanda rapidissima, ce le date la lista di questi 20? Nel pomeriggio vi diamo la lista. Ok, grazie. Sicuramente. Filippo? A fronte di una ventina di alberghi individuati ci sarà uno screening di questa, cioè l'idea è di riservarne uno per provincia alla fine? La richiesta era quella di uno per provincia. E che tipologia hanno più o meno questi alberghi, voglio dire? Ma alberghi normali, nel senso poi ho visto qualche nome, però non è che conosco tutte le strutture, quindi alberghi normali, insomma. Abbiamo capito che se c'è la cucina è meglio, insomma. In qualcuno mi dicevano che ci sono già stati dei casi, mi sembra nell'USL orientale, in cui sono stati dati anche degli spazi per dei medici, non so, quelli delle USCA, che se non sono di questo territorio, quindi gli è stato fornito anche lo spazio per questi. Scusami, mi sono distratto su un dettaglio, uno per ULS o uno per provincia? Allora, noi abbiamo fatto la ricognizione uno per USL, il Arcuri settimana scorsa e Boccia chiedevano uno per provincia. Adesso metteremo insieme le due cose e vediamo un attimo qual è anche la tipologia e quella migliore, insomma, sentendo i direttori generali. Alda? In base a quali criteri deciderete? Farete la scrematura da 20 a 7? No, ma li decideranno i direttori generali che hanno avuto i contatti, insomma, quindi a livello territoriale. Ma anche perché, ripeto, non c'è bisogno oggi, per carità, poi non sappiamo domani, ma oggi non c'è bisogno di un'offerta di questo tipo, fortunatamente, ripeto, nel nostro territorio. E a questo punto io considererei Marchiori, poi concludiamo. Sì, Assessore, no, un'altra domanda, una segnalazione che ci arriva da una cittadina. Allora, dice che sono in casa da 15 giorni, mamma e figlio risultano sempre negativi, mentre marito risulta positivo, ma in casa è isolato perché le dimensioni lo permettono. Dice che però nonostante siano passati 10 giorni ora loro debbano stare rinchiusi altri 10 giorni. Dice: mio figlio ha 4 anni, ha dovuto già fare 2 tamponi, risulta sempre negativo, nessuno li ha mai contattati per sapere come stanno, loro chiamano a sua volta, non si risponde al telefono e hanno fatto questa richiesta per poter sciogliere la quarantena almeno per mamma e figlio, ma non gli arriva alcuna risposta. Ora chiedono: ma noi come dobbiamo comportarci ora? Non lo so, bisogna capire bene il caso, se ci date il nominativo proviamo a farlo verificare, insomma. Va bene, grazie. Grazie e arrivederci.
Ritorniamo in studio, ritorniamo in diretta. Queste le parole dell'assessore Manuela Lanzarin che ha fatto un po' il punto sulla tematica calda dei Covid Hospital, ma le cifre oggi parlano per certi versi da sole, lo vedete anche in sovraimpressione. Covid, 100 vittime in 24 ore, lo ha detto anche il governatore Zaia all'inizio della conferenza stampa. Si tratta della giornata più nera per quanto riguarda i decessi, ma vediamo il bollettino diramato da Regione del Veneto con Azienda Zero che parla di 1999, quindi di fatto quasi 2000 nuovi casi di contagio nella notte registrati in tutto il territorio regionale. Ricordo che il primo bollettino di giornata registra i numeri, l'evoluzione della curva dalle 17 alle 8 del mattino. Quindi 1999 casi con il picco che si è registrato a Verona, 678 nuove positività al Covid. C'è poi Venezia con 367, Padova 231, Vicenza 276, Treviso 206, Belluno 112, Rovigo 79. Belluno continua a essere una delle province più colpite, perché sì, parliamo di un numero assoluto inferiore rispetto a quello delle altre province, ma si tratta della provincia più piccola, ha un quinto degli abitanti di Treviso, 200.000 contro 800.000, 900.000, quindi bisogna fare sempre le dovute proporzioni anche per capire poi lo stress clinico sanitario sugli ospedali. 2.967 invece le vittime totali, 100 in più, lo dicevamo per l'appunto, nelle ultime 24 ore. Ci sono poi due numeri che dobbiamo sempre tenere in considerazione e sotto stretta osservazione, sorveglianza, sono quelli relativi ai ricoveri in area non critica, che sono arrivati a 2.091, questo quindi nei reparti di malattie infettive, pneumologia, medicine Covid che appunto sono presenti su tutto il territorio regionale. 280 invece i posti letto occupati nelle terapie intensive. Anche questo è un dato che continua a crescere, diciamo che in proporzione cresce meno rispetto a quello dei ricoveri in area non critica. Questo è un fatto positivo. Resta il dato che la crescita c'è e nonostante nel complesso ci sia una frenata, questa per l'appunto non è ancora una tendenza assodata. Oggi si è parlato parecchio di questi Covid Hospital. L'assessore Lanzarin si è soffermata su questo nuovo, diciamo così, strumento a disposizione della sanità e quindi del piano di sanità pubblico della Regione del Veneto, ma ci sono anche diverse iniziative private che stanno prendendo le mosse sul territorio regionale. In questo caso andiamo a Padova per vedere cosa succede. Il soggiorno non è certo di piacere, ma ha tutti i comfort di un albergo a pensione completa. Casa Colori di Via del Commissario, nel quartiere Crocifisso, a pochi chilometri dal centro storico, è il Covid Hotel di Padova. Qui si può trascorrere il periodo di isolamento qualora le condizioni in casa non lo consentissero. Al momento sono ospitati 9 positivi. C'è chi è qui da solo, c'è una coppia e anche una mamma con la sua bambina piccola. Qua in reception abbiamo praticamente una bussola, cioè facciamo il check-in proprio a parte degli altri ospiti con il rispetto assoluto di tutte le misure anti-Covid. All'interno delle stanze gli ospiti in isolamento fiduciario trovano un kit igienico per la pulizia delle stanze, poi ovviamente con prodotti per la igiene personale, e in più all'interno sempre della stanza c'è un kit pasti composto da un bollitore, microonde, mini frigo, piatti, posati, tutto quello che occorre per la
per la quarantena in sicurezza. I pasti sono forniti da una ditta esterna e sono personalizzati a seconda delle esigenze degli ospiti. Le stanze hanno una tessera che consente di aprire la porta una sola volta, quindi chi tenta di uscire trasgredendo le rigide regole dell'isolamento è costretto ad autodenunciarsi per poter rientrare nella stanza. Gli ospiti vengono mandati dall'USL o dal comune in caso di difficoltà abitativa oppure contattano direttamente l'hotel. Ospiti privati, ad esempio, che si ritrovano a Venezia nell'aeroporto, fanno il primo tampone rapido, devono appunto fare l'isolamento e vengono qua. La quarantena di 10 giorni all'interno di Casa Colori costa 595 euro per una stanza singola, l'isolamento di coppia invece costa poco meno di 1.000 euro. Gli ospiti pagano direttamente, a parte i casi di isolamento fiduciario inviati dal comune. Allora, il comune si fa giustamente carico delle spese. Questo quindi succede a Padova, siamo in attesa di collegarci con la sindaca di Roncade, Zottarelli, che ieri ha annunciato alla popolazione di essere positiva al Covid. Vediamo quindi come procede anche per la sindaca di Roncade. All'inizio di questa diretta ci siamo collegati con la vicegovernatrice del Veneto, Elisa De Berti. Si moltiplicano gli amministratori locali e non solo, gli uomini e le donne anche di primo piano che per l'appunto vengono infettate dal virus e che hanno anche sintomi. Ci collegheremo poi anche con il Parlamento europeo, con le categorie, ma prima ritorniamo su un tema importante, quello del vaccino anti-Covid. Ne ha parlato Zaia ieri sera a Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino, ha detto che non sarà obbligatorio, ve lo abbiamo fatto sentire verso mezzogiorno. Abbiamo chiesto anche ai veneti che cosa ne pensano di questo vaccino anti-Covid. Sentite le loro reazioni, qui siamo a Vicenza. Se il vaccino anti-Covid, se fosse disponibile, se lo farebbe adesso? Sì, immediatamente. No, io attualmente no, perché da quello che ho sentito, le informazioni da ignorante, ho visto che ci vogliono almeno dai 5 ai 10 anni, quindi... No. Perché? Sono contrario, ma per un po' di paura. No. Come mai? Ma Dio, voglio che lo testino altri prima di me. Subito? No, perché non penso che si possa fare un vaccino così in fretta. Ci sono sempre voluti anni, quindi se fosse reso obbligatorio, ovvio, lo faccio, però no. Certo, bisogna vedere chi lo vende però. Grazie. E lei? Anch'io che lo farei subito. Io non lo farei, se poi sono obbligato a farlo, come il discorso della mascherina, della distanza eccetera, si fa, però non lo farei. Al momento no. Come mai? Perché preferirei aspettare un attimo, vedere di essere sicura, certa. Tenuto conto della mia età, sì. Vorrei prima che verificassero bene questo prodotto, perché non è che mi fido molto. Assolutamente sì, non tanto per una sicurezza personale quanto per una sicurezza per gli altri, per chi mi sta vicino. No, se devo farlo perché il governo mi ha detto di sì, va bene, lo farò. Anche perché ce ne sono diversi, bisognerebbe scegliere quello che funziona meglio. Siccome non ci sono ancora delle evidenze chiare, per il momento mi astengo e ne faccio a meno. Ben venga il vaccino, però ci vogliono delle notizie, quantomeno delle informative certe. Informative certe, diciamo che è tutto in evoluzione, poi ci sono più vaccini, c'è quello della Pfizer che andrebbe conservato a meno 80 gradi con tutti i problemi logistici connessi, poi ieri appunto l'annuncio dell'altra casa farmaceutica Moderna che invece parla di temperature anche più contenute, quindi più gestibili. Staremo a vedere, ma prima del vaccino contro il Covid c'è il vaccino anti-influenzale che sta interessando migliaia, centinaia di migliaia di veneti. Come sapete, per il primo anno non ci sono dosi per tutti, o perlomeno non ci sono al momento. Abbiamo voluto fare il punto della situazione con il presidente di Farmacie Unite, il Trevigiano Muschetti.
Da parte delle farmacie trevigiane c'è la massima disponibilità per poter dare al paziente che ne ha bisogno il test diagnostico che può farsi a casa da solo, e credo sia un utile strumento proprio per non intasare quelli che possono essere i pronti soccorsi, i medici e quant'altro. Sono pronti a fare la loro parte i farmacisti trevigiani, che guardano alla sperimentazione del test fai da te avviata dalla Regione con fiducia, ma in attesa di un ok che potrebbe cambiare radicalmente la diagnosi da Covid. Resta una partita ancora tutta da giocare, quella dei vaccini contro l'influenza di stagione, che a causa della concomitanza con il virus sono divenuti merce rara, introvabile per le persone che non rientrano nelle categorie a rischio. La nuova tabella di marcia della distribuzione nelle farmacie è stata fissata con la Regione. Abbiamo deciso di portare, visto che la situazione influenzale tradizionale è in ritardo, di fare in modo di avere questi vaccini ai primi di dicembre, perché si spera che si possano trovare altre dosi di vaccini da poter erogare in farmacia. Stando ai numeri attuali potrebbero arrivare per ogni farmacia della marca 20 dosi di vaccino tradizionale e altrettanti di vaccino spray, vera novità della stagione rivolta alla fascia tra i 6 e i 18 anni di età. Tra quelli tradizionali e quelli spray potremmo avere a disposizione circa 8.000 vaccini che secondo me, visto l'andamento, potrebbero essere sufficienti per soddisfare una gran parte delle richieste della popolazione. In farmacia, va ricordato, saranno disponibili i vaccini solo per chi non rientra tra le fasce protette, soggetti senza particolari patologie e under 60, per tutti l'avvertenza. Ricordiamo a tutti, per chi deve vaccinarsi, di recarsi al medico di base, farsi la ricetta bianca, perché è quella che può determinare la possibilità di erogare il vaccino. Così quindi i farmacisti trevigiani, i temi sul tavolo quindi sono tantissimi, si rischia anche di fare confusione per certi versi. Vaccino anti-Covid che verrà, ne parleremo nei prossimi mesi. Prima c'è quello contro l'influenza di stagione che in queste settimane è erogato dai medici di base, arriverà in farmacia a partire da dicembre per le categorie non a rischio. Poi c'è tutto il tema, e lo abbiamo visto proprio in questi giorni, dei test fai da te contro il Covid, per il monitoraggio, per l'autodiagnosi. Anche qui i farmacisti sono un nodo fondamentale, ma staremo a vedere per l'appunto come procederà la sperimentazione che è portata avanti a livello regionale ed è coordinata dal dottor Rigoli. Ma torniamo a collegarci, perché adesso la vedo la collega Ilaria Marchiori all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Ilaria, buongiorno, anche oggi tanti spunti nel corso del punto stampa del governatore. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. La conferenza è terminata da poco, è iniziata come di consueto illustrando i numeri della giornata, ma oggi vorrei evidenziare due numeri importanti. Il primo, vado proprio in ordine di come li ha elencati il Presidente Zaia, riguarda i ricoveri, perché ce ne sono stati, c'è un numero -3 e quindi il Presidente ha detto questo è un buon numero, un numero insomma che seppur piccolo fa sperare. L'altro numero purtroppo però riguarda i decessi, perché ce ne sono stati 100 nelle ultime 24 ore e questo non è comunque un dato da poco. Quindi questi sono i due numeri che in qualche modo vanno anche un po', se vogliamo, a contrastare l'uno con l'altro, anche se la differenza è abissale, però da una parte lievemente diminuiscono i ricoveri, però dall'altra abbiamo questo dato sostanziale e importantissimo sui decessi, che è questo numero tondo, questo 100. Ha anche dato una percentuale il governatore sull'età, sulle fasce d'età, ve le vorrei dire, ovvero il 24,8% delle vittime dagli 80 agli 85, il 38,3% oltre gli 85, il 24,8% ancora tra i 70 e gli 80, mentre sopra i 65 un 7%. Dunque queste anche le percentuali di vittime. Ancora una volta lo sappiamo, sono gli anziani ad essere colpiti, anche se abbiamo visto che negli ultimi mesi persone più giovani sono state contagiate e molte hanno anche perso la vita. Per quanto riguarda la questione
test fai da te, si è tornati a parlarne dopo la presentazione di ieri qui in Protezione Civile insieme al dottor Rigoli, perché naturalmente poi se ne è parlato nel corso di tutta la giornata, nei telegiornali, anche a livello nazionale e anche nei giornali, e ovviamente ci sono anche le prime polemiche anche in televisione, ma non solo. Una di queste riguarda la tracciabilità. Se ne era già parlato qualche settimana fa in conferenza stampa col Presidente di come si sarebbe potuto fare. Naturalmente si sta studiando, ci sarà una piattaforma, aveva fatto sapere il Presidente, però lui dice: se arriviamo a occuparci della tracciabilità significa che questo test è effettivamente efficace, e questa è la cosa importante. Dunque ha voluto proprio evidenziare il fatto che questo test sarà un vero e proprio miracolo, definiamolo un po' per tutti, se sarà effettivamente efficace dopo la sperimentazione, per cui poi la tracciabilità sarà solo una fortuna poterla fare nel momento in cui si è validata l'efficacia di questo test, e questo ha voluto evidenziarlo. Ha fatto anche l'esempio: molte aziende potrebbero fornirsene e effettuare un test su ogni dipendente, per esempio lunedì mattina. Anche questo permetterebbe a tutti di lavorare in maggiore sicurezza. E poi si è parlato sia col Presidente Zaia che poi con l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin dei Covid hotel, visto che se ne sta parlando proprio negli ultimi giorni, dopo quanto segnalato dal commissario Arcuri, perché Arcuri ha fatto due richieste alle regioni. Allora, per due tipologie differenti di Covid hotel: una che è quello con la funzione prettamente alberghiera, che è quello che riguarda la nostra regione, l'altra invece delle strutture con vere e proprie attrezzature ove la rete ospedaliera sia talmente stressata che si rende necessaria un'altra struttura, e quindi sarebbero questi casi, ma riguardano le regioni in cui appunto l'ospedalizzazione è troppo sotto stress. Allora, per quanto riguarda il Veneto, esaudisce la prima richiesta, ovvero quella di questi Covid hotel che hanno una funzione prettamente alberghiera per chi ha finito il decorso ma ancora non può rientrare a casa. Allora può usufruire di questa struttura, oppure per le persone positive asintomatiche che non possono magari rimanere a casa perché la casa è troppo piccola e quindi non potrebbero isolarsi dagli altri familiari, oppure ancora per chi non avesse gli spazi adeguati o la possibilità anche di poter dare uno spazio agli anziani che magari non hanno nessuno che può seguirli o a casa propria non riescono e non possono stare. Sono state individuate dalle ULSS del Veneto ben circa 20 strutture, ci sarà fornito l'elenco in giornata e si cercherà di capire, dal momento in cui il commissario Arcuri ne aveva chiesta una per provincia, mentre la regione ha parlato anche di una per ULSS, ora si cercherà l'accordo e si vedrà quali e quante soprattutto saranno queste strutture nel nostro territorio. Voglio solo far presente, come abbiamo visto nel corso dei nostri telegiornali ieri, anche le dichiarazioni del presidente di Federalberghi Veneto Michielli, che si era reso totalmente disponibile a livello di dare disponibilità, scusatemi la ripetizione, di strutture alberghiere per quanto riguarda questa funzione, però con tutte le garanzie, nel senso che lui ha ben specificato di volere un tavolo con la regione, un tavolo che riguardi proprio la sanità, perché ha detto: io non posso mettere il mio personale tra virgolette allo sbaraglio, ma voglio personale qualificato e che sia in grado di gestire questi ospiti che sono positivi, e quindi magari il personale tra virgolette canonico normale può essere spaventato e soprattutto non preparato nel fronteggiare questa situazione. Questa era stata la dichiarazione proprio ai nostri microfoni del presidente ieri di Federalberghi Veneto. Se non ci sono altre domande, Cristian, io restituisco la linea allo studio.
Ti ringrazio Ilaria, buon lavoro. Tutti i dettagli ovviamente questa sera a partire dalle 18:30 nei nostri telegiornali. Buon lavoro davvero Ilaria e a Sandro Ponchio che si trova con lei. Buon lavoro a questa sera. Noi adesso ci colleghiamo con la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli, che ieri ha annunciato di essere positiva al Covid, un altro amministratore del territorio positivo al virus. Adesso la vedo collegata. Buongiorno sindaco, bentornata su Antenna 3. Carissimo, buongiorno a tutti i telespettatori. Innanzitutto come sta? Ci dica. Direi che compatibilmente con la situazione sto anche bene, ecco. Chiaro che avrei preferito avere un esito ben diverso del tampone. Sono stata però, diciamo, nella sfortuna molto sollevata dal fatto che gli unici positivi siamo risultati io e mio marito, i nostri contatti stretti sono viceversa negativi, e anche i tamponi che sono stati fatti ai dipendenti comunali stanno dando i risultati di negatività. Quindi questo significa che aver mantenuto le misure precauzionali con estrema attenzione ha prodotto i suoi risultati positivi in questo caso, nel senso che i tamponi appunto hanno dato esito negativo. A noi non è andata altrettanto bene e quindi adesso dobbiamo subire le conseguenze dell'antena, ma speriamo di uscirne al più presto. Le faccio sindaco una domanda da $1 milione, come si dice, ma dove pensa di essersi infettata quindi? Ma diciamo che abbiamo un sospetto, però essendo un sospetto è meglio che abbiamo qualche elemento in più per poterlo comunicare. Ci lascia un po' perplessi il fatto, cosa vuole, mio marito è medico, quindi il rischio è tanto suo con le frequentazioni che ha per lavoro, quanto mio per le frequentazioni che ho, insomma qualcuno può avercelo trasmesso. L'importante per noi comunque è stato di non essere stati noi a nostra volta trasmettitori nei confronti di altri. E come sta suo marito, sindaco? Bene. Quindi... È praticamente asintomatico, però ovviamente essendo positivo anche lui deve rimanere in quarantena. Ecco, quindi diciamo che comunque farete la quarantena insieme sostanzialmente. Oddio, insieme però alla grande. Piacerebbe, ma le disposizioni del SISP sono molto chiare, bisogna rimanere in isolamento stretto e quindi a distanza. Noi per fortuna abbiamo l'abitazione grande, perciò separiamo le stanze e non le utilizziamo contestualmente, igienizziamo tutto e costantemente, per cui insomma contiamo veramente di potercela cavare nei 10 giorni canonici. Certo, lei comunque ha voluto comunicare nella massima trasparenza alla sua cittadinanza quanto le è accaduto sostanzialmente. Sì, l'ho trovato corretto perché una volta che si ha una notizia questa deve essere resa di dominio pubblico per le implicazioni anche in termini di controlli. Ieri in effetti abbiamo fatto sanificare tutti gli uffici comunali, quindi ieri pomeriggio il municipio è rimasto chiuso, sono compiute le operazioni di sanificazione e oggi l'attività ha potuto riprendere normalmente. È doveroso dare l'informativa proprio perché è doveroso formare in ogni modo possibile la diffusione del contagio. Approfitto dell'occasione per ringraziare tutte le persone, cittadini in primis, ma anche tantissime altre persone che mi hanno voluto in vari modi far giungere il sostegno e l'augurio per una pronta guarigione. Sono stati auguri graditissimi e spero di poter rincontrare tutti quanto prima. Tra l'altro, sindaco, nella primavera scorsa un suo assessore è stato tra i primi, diciamo così, positivi, amministratori positivi al Covid in provincia di Treviso. Mi riferisco all'assessore Vivian Moro che tra l'altro saluto. Comune di Roncade che in questi mesi ha avviato tantissime iniziative a sostegno delle famiglie, delle imprese,
Il tema del Covid ha cambiato la vita delle amministrazioni, dei comuni, ha rinsaldato per certi versi anche il legame tra l'amministrazione e le fasce più deboli, è così? Certamente la preoccupazione prima è nei confronti delle famiglie e delle imprese, quindi le famiglie anche da un punto di vista sociale, ma anche di attenzione alla frequentazione dei ragazzi a scuola, l'attenzione alla socialità perché si possa coltivare quanto più possibile e al meglio possibile, pur tenendo tutte le necessarie misure precauzionali rispettate, e poi l'aiuto alle imprese perché il lavoro è fondamentale. Dal Covid bisogna uscire, ci deve essere anche un post-Covid e non dobbiamo trovarci macerie né dal punto di vista sociale né dal punto di vista delle attività produttive e del lavoro. Quindi è fondamentale che da parte dell'amministrazione comunale vi sia con chi lavora e con le nostre famiglie un contatto molto stretto e continuo, per cui non c'è mai stata interruzione nell'attività né amministrativa né politica, perché l'obiettivo è sempre stato questo, essere vicini alla cittadinanza. Tra l'altro Roncade è uno dei comunque comuni più popolosi e importanti della Marca, quindi vorrei da lei un commento anche politico, un giudizio politico su quello che sta facendo il governo, soprattutto nei confronti degli enti locali. È abbastanza? Si può fare di più? Lei, ecco, diciamo a livello istituzionale il rapporto com'è? Beh, diciamo che per quest'anno è stato fatto quello che poteva essere fatto. In effetti gli enti locali sono stati sostenuti per il 2020. Siamo invece molto preoccupati per il 2021. Ho seguito stamattina un corso sul bilancio di previsione 2021 e effettivamente quelle che sono le nostre preoccupazioni come amministratori circa il calo drastico delle entrate che avremo nel 2021 ci vede chiaramente in difficoltà, perché logicamente meno entrate all'ente locale, meno possibilità ha poi di riversare in termini di servizi, ma anche in termini di contributi o di ristori alla comunità stessa, al territorio e alle imprese. Perciò diciamo, se per quest'anno siamo riusciti a rispondere sostanzialmente a tutte le esigenze, il prossimo anno, quando non ci sarà più il blocco dei licenziamenti, quando non ci sarà più il blocco degli sfratti e con minori entrate a bilancio, la situazione effettivamente sarà più problematica e quindi dovremo attrezzarci in tutti i modi per non lasciare nessuno in difficoltà. Siamo riusciti a resistere come comunità ai periodi di grande crisi dopo il 2009, dovremmo riuscirci anche adesso dopo questo tipo di emergenza. Assolutamente Sindaco, quindi diciamo da lei arriva un appello a fare attenzione all'onda lunga della crisi, perché esatto. Questo è il problema. Le finanze... Esattamente, non si risolve tutto nell'arco del 2020-2021. Senta Sindaco, quanto sono aumentate le povertà nel suo comune? Diciamo che per il tipo di lavoro che viene svolto dai nostri concittadini abbiamo avuto sicuramente un aumento di richieste di attenzione da parte dei servizi sociali, ma non un'onda travolgente come magari hanno dovuto subire i colleghi di altri comuni. Quindi siamo riusciti a rispondere alle esigenze delle famiglie, prontamente sono state presentate, prontamente abbiamo risposto. Sono gli effetti a lungo termine che non siamo in grado di prevedere, perché chi perderà il lavoro, e mentre al momento magari lavora ancora, ecco, quelle saranno situazioni di bisogno che non sono in questo momento ancora quantificabili. È importante perciò che non vi siano altre forme di chiusura, di confinamento, e che quindi non si perdano posti di lavoro, ma anzi le attività possano riprendere così come era pre-Covid. E diciamo qui, Sindaco, che il ruolo dei comuni proprio per monitorare queste dinamiche che sono specifiche dei territori è fondamentale.
È fondamentale perché sì, poi ogni comune ha le sue specificità, come lei ci ricorda. Il comune è il primo interfaccia per i cittadini. I cittadini vengono in municipio per qualunque tipo di esigenza, anche non strettamente locale, ma a maggior ragione quando è un'esigenza che li riguarda personalmente, come famiglia, come attività. Per cui diciamo il primo polso della situazione ce l'hanno sicuramente i nostri uffici e i nostri amministratori. Sindaco, grazie davvero, auguri di pronta guarigione e quindi ci tenga mille. Informati anche sulle sue condizioni e comunque abbiamo capito che lei è operativa, a distanza ma è operativa. Sì, non ho staccato e spero che il prossimo tampone del 24 sia negativo e quindi si possa riprendere le attività anche in presenza. Incrociamo grazie tutti mille, le buon dita. lavoro. Arrivederci Sindaco, mi stia bene. Arrivederla, grazie. Allora, facciamo così, perché ci sono ancora tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto. Se non sbaglio è già collegato con noi Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto. Questa mattina c'è stato un incontro importantissimo tra le categorie e la Regione. Buongiorno Ribon, ma le rubo proprio 2 minuti perché devo mandare il meteo, perché abbiamo l'aggiornamento meteo e poi la pubblicità, poi arrivo subito da lei. Intanto andiamo con il meteo. Il dono del sangue è un atto d'amore. Ti aspettiamo. Bentrovati al meteo. Torna ad aumentare la pressione atmosferica. Ecco che al nord-est il tempo tornerà più stabile. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 17 novembre. Sul Veneto nella prima parte della giornata saranno probabili locali nubi basse e nebbie, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento, vedete, con il passare delle ore il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, non sono previste piogge. Di sera ancora locali foschie sulle pianure, specie su quelle centro-meridionali della nostra regione. Temperature minime nella media stagionale tra 2 e 7 gradi, massime invece sopra la tendenza del periodo, oscillanti tra i 12 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione anche qui con tanto sole dappertutto, non sono attese precipitazioni, il cielo si presenterà al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la nostra grafica ci mostra una situazione di bel tempo soleggiato, qualche addensamento sui settori più settentrionali, ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 4-5 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Se puoi, dona, se non puoi, spargi la voce. Ecco quindi le previsioni del tempo per le prossime ore della nostra Alice Montagnier. Vi dicevo, incontro importante tra regioni e categorie economiche, ne parleremo con Matteo Ribon della CNA del Veneto che è già collegato, poi andremo in Europa con Alessandra Moretti e parleremo di Recovery Fund e di questo, diciamo così, veto che è stato posto da Polonia e Ungheria sul bilancio dell'Unione Europea. Tutto questo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, quindi ve l'ho annunciato poco fa, Matteo Ribon della CNA del Veneto, direttore della CNA del Veneto, una delle sigle che questa mattina hanno partecipato al tavolo convocato dalla Regione con le categorie economiche. Alle 10:30, se non sbaglio, Ribon. Sì, confermo. Buongiorno. Ecco, buongiorno a lei e grazie per la disponibilità. Cosa vi siete detti in questo tavolo regionale? Qual è il messaggio forte partito questa mattina?
Stamattina il Presidente ci ha illustrato la situazione dal punto di vista sanitario e alcuni aggiornamenti che riguardano poi l'incontro che aveva con la Conferenza Stato-Regioni. Ha anche lanciato a tutti noi un appello alla collaborazione e questo appello anche a lavorare appunto assieme, perché dal punto di vista poi della squadra anche dal punto di vista della Giunta ci sia un'operatività con delle proposte da portare avanti nei prossimi mesi. Noi questo appello l'abbiamo colto in pieno, nel senso che al tavolo abbiamo rilanciato l'idea che abbiamo sostenuto anche nei mesi precedenti della necessità di costruire un patto per lo sviluppo, un patto che è sostanzialmente un tavolo operativo tra tutte le parti sociali e la Giunta, l'area economica in particolar modo, per affrontare con la stessa determinazione con la quale stiamo affrontando la crisi sanitaria anche la parte economica. Noi da questo siamo partiti per lanciare anche l'idea che questo deve fondarsi su una idea di sviluppo sostenibile, perché c'è una situazione come questa molto complicata, che ovviamente non è terminata e che comunque ha dei riflessi importanti sull'economia, ma c'è anche un dopo, e quindi per pensare al durante e al dopo dobbiamo guardare con un'ottica di sostenibilità sia economica che sociale che ambientale. Ecco, perché torniamo al discorso che facevamo anche prima con la sindaca di Roncade, preoccupa il 2021, adesso stiamo vivendo per certi versi come in una bolla, pensiamo agli ammortizzatori sociali che comunque sono erogati, alla moratoria dei licenziamenti, quindi tutto sommato la situazione si è cristallizzata, poi ci sono delle categorie che stanno, per esempio gli imprenditori, soffrendo molto più di altri. Tra l'altro oggi Confcommercio certifica c'è stato un crollo ulteriore dell'8% sui consumi a ottobre, insomma la situazione è grave adesso, ma rischia di diventare seria nei prossimi mesi, se non ancora più drammatica. Questo è il fatto, Ribon. Lo è, ma non dobbiamo fermarci alla conta dei danni e non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo costruire il dopo e affrontare questa situazione anche con un po' di fiducia. Proviamo a crederci, questo l'abbiamo detto anche al Presidente, ci proviamo a credere dando fiducia alle imprese, ai lavoratori, sapendo che prima o poi questa situazione dal punto di vista pandemico, dal punto di vista sanitario terminerà e ci sarà, come abbiamo visto anche quest'estate, insomma, una fase nuova di rilancio, di ricrescita, e ovviamente per farlo, perché se arrivi a una cosa intelligente e strutturata, dobbiamo cominciare a lavorarci adesso. È vero che è una situazione dove viviamo in una bolla, viviamo in una situazione un po' congelata, aiutati anche da innumerevoli provvedimenti che in qualche maniera cercano di congelare la situazione. E appunto per questo, se dobbiamo contemporaneamente mantenere in vita imprese e lavoro, occupazione, dobbiamo pensare a quello che dovrà nascere dopo. E credetemi che sicuramente ci sarà una parte molto importante relativa anche alla nascita di nuove imprese, di nuove professionalità, di nuove occupazioni. E questo è un qualcosa che ci dà parecchia fiducia, soprattutto che lo dica lei, Ribona, che rappresenta tante imprese artigiane. Ma le faccio questa domanda: l'interlocutore istituzionale principale in questo momento chi è? Immagino un po' tutti, perché questa mattina vi siete trovati con la Regione, c'è poi il governo che anche ieri in tarda serata ha incontrato i sindacati, non sono mancate tra l'altro scintille, soprattutto con la UIL, e c'è anche l'Europa. Gli artigiani, e da chi si aspettano la risposta principale? Gli artigiani e il mondo economico veneto. Da chi è in grado di darla? La risposta è secca, nel senso che la Regione è la realtà più vicina a noi e quindi è quella che è in grado di confrontarsi in maniera più legata al territorio rispetto alle esigenze, e quindi è in grado di mettere sul piatto comunque alcune azioni. Il governo nazionale deve fare la sua parte, ovviamente da questo punto di vista non è autosufficiente. Abbiamo un'istituzione europea che ha un ruolo
importante anche per affrontare questa situazione, e deve sicuramente battere un colpo più forte ancora di quello che sta già battendo, per cui ci sono già delle azioni in campo, ma non deve comunque consentire che ci stiano delle azioni legate a interessi particolari che vadano a minare la tenuta dell'unità europea e soprattutto il futuro dei nostri territori. Europa fondamentale, e volevo arrivare proprio qui perché collegata con noi, la saluto e la ringrazio, c'è Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Buongiorno, grazie. Moretti, grazie come sempre per la disponibilità. Ribon resta con noi perché è importante avere le categorie, perché di fatto poi quando parliamo di Europa parliamo di risorse importantissime che potrebbero arrivare proprio al mondo dell'impresa. Però c'è un dato di partenza, Moretti. Il veto, di fatto, il veto di Orbán, quindi dell'Ungheria, della Polonia al bilancio europeo 2021-2027 e quindi di fatto al collegato principale di questo bilancio europeo che è il Recovery Fund. È stata una doccia fredda quella di ieri, o no, Moretti? Beh, intanto saluto Rigon, che apprezzo per le parole, come dire, di incoraggiamento che ci ha dato nel non mollare e nel difendere determinate posizioni, anche nei confronti dei veti che in questo caso arrivano dall'Ungheria e dalla Polonia. Guardi, io non mi sono stupita affatto di questi veti e le spiego perché. Il Parlamento europeo ha deciso finalmente di collegare l'erogazione dei contributi europei a quegli stati che rispettano lo Stato di diritto e quindi i valori e i diritti civili. Siccome Ungheria e Polonia sono stati dell'Unione Europea che però spesso non rispettano, diciamo, le libertà che invece per l'Europa sono fondamentali, l'Europa stessa ha minacciato questi paesi di non provvedere all'erogazione di contributi. La risposta ovviamente di Orbán e del suo collega polacco è stata piccata, è stata quindi una rivendicazione che secondo me comunque non andrà molto lontano, perché ritorneranno sui loro passi, perché dovete sapere che anche Polonia e Ungheria dovrebbero ricevere delle somme importanti proprio dal Recovery Fund relativamente appunto ai danni che stanno subendo a causa della pandemia, che evidentemente ha colpito tutti senza escludere nessuno, e quindi penso che la trattativa e la negoziazione andrà avanti e si sbloccherà. Quindi lei è fiduciosa su questo. Però Moretti, facciamo un passo indietro. Ieri lo stesso Corriere della Sera riportava tutta una serie di fonti dove dicevano lo stesso governo italiano è fermo o comunque non sta facendo abbastanza sul fronte della programmazione, quindi l'Italia non è ancora pronta per il Recovery Fund. È così, lei è sempre molto schietta anche e critica, propositiva nei confronti del governo. Lei come percepisce il lavoro svolto dall'Italia in queste settimane, in questi mesi? Allora, guardi, il governo italiano, così come le regioni e tutti i livelli istituzionali, si sono trovati ad affrontare un'emergenza mai vista prima, e quindi è evidente che ci possono essere anche dei ritardi o, come dire, delle sovrapposizioni anche tra competenze, tra livelli istituzionali non semplici da definire. Il governo ha stanziato ad oggi circa 170 miliardi dall'inizio della pandemia, con una serie di manovre, come dire, economiche che si sono susseguite proprio per dare risposta alle categorie maggiormente colpite, ai lavoratori, penso alla cassa integrazione e i diversi, diciamo, settori. Però è anche vero che l'Europa ha chiesto, a fronte di una solidarietà, ha chiesto ai governi nazionali responsabilità nella pianificazione di queste spese. Cioè l'Europa dice: io sono pronta, Italia, a darti 209 miliardi, di cui 80 miliardi a fondo perduto, però tu mi devi dire
espressamente come intenderai impiegare questi soldi e dentro quando intenderai realizzare diciamo le infrastrutture. L'Europa tra l'altro ha dato anche delle indicazioni, quindi il 30% di questi fondi dovranno essere spesi per la New Green, quindi la New Green Deal, quindi l'economia verde. Il 20% invece dovrà essere speso per la digitalizzazione, per la semplificazione burocratica. La burocrazia soffoca spesso le imprese e quindi anche lo sviluppo economico e come dire, la competitività del nostro paese. Ecco, su questo probabilmente il governo deve come dire, concentrarsi di più. So però che il ministro Amendola, che tiene i rapporti con il Parlamento europeo, è invece molto fiducioso. Anche il ministro dell'economia Gualtieri sta lavorando con i suoi uffici per questo. Ecco, quindi io direi aspettiamo, c'è ancora tempo, ma diciamo sappiate che qui in Europa daremo una mano al 100% al nostro paese affinché tutto fili liscio. E Ribon, le parole della Moretti sono importanti. La stessa Moretti chiede di fatto un'accelerazione anche all'esecutivo, lo fa con stile Moretti, però insomma il suo messaggio è abbastanza chiaro. E voi, ecco, in relazione a questo dibattito sul Recovery Fund, che non è un dibattito teorico, ecco, è un dibattito molto pratico e ha a che fare proprio con la sopravvivenza del cuore produttivo anche veneto, del manifatturiero, perché quando parliamo di risorse per l'innovazione, di programmi operativi europei, regionali, nazionali, parliamo di produttività. Ecco, lei come si pone in questa materia? Guardi, intanto ringrazio l'onorevole Moretti per la schiettezza anche rispetto alle linee strategiche e le scelte che l'Europa sta compiendo in queste settimane, in questi mesi. Noi abbiamo accolto positivamente la questione relativa alla gestione del Recovery Fund e l'abbiamo fatto anche portando negli incontri regionali e anche nell'attività che la nostra Confederazione ha fatto a livello nazionale con il governo delle proposte concrete su quella che deve essere l'idea di una nuova politica industriale, un'idea che prima riprendevamo quando parlavamo di sviluppo. È evidente che sulla partita del green, sulla partita del digitale, noi spostiamo anche una parte dell'operatività delle imprese e una parte anche delle scelte che fanno nell'area del manifatturiero. Non dimentichiamoci che comunque il manifatturiero è stato per molto tempo trainante per i nostri territori e adesso da qualche anno comincia ad avere qualche segnale di cedimento rispetto ad una attività molto forte di altri paesi a livello internazionale. Come possiamo contrastare questo? Certo, lavorando su scelte diverse che innalzano l'innovazione, che innalzano la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti e il rispetto di una serie di principi importanti anche nell'attività imprenditoriale. Questa è la differenza che deve fare l'Europa e su questo contributo qua noi ci sentiamo di fare la nostra parte, sapendo che siamo un paese di piccole e piccolissime imprese, ma non cambieremo questo approccio, non lo cambieremo, non è che la scelta è quella di diciamo rafforzare le dimensioni dell'impresa, ma è casomai ragionare in un'ottica di filiera e rafforzare la mentalità delle imprese. Questo è un aspetto diverso e che può essere un contributo importante anche da parte del nostro territorio. Diciamo ecco che su questo ragionamento che gli economisti sintetizzerebbero nel small is beautiful, piccolo è bello, per anni si è guardato alla delocalizzazione. La pandemia ci ha insegnato invece che le stesse catene produttive tornano al territorio, comunque stiamo assistendo anche a fenomeni di reshoring. In tutto questo quanto è importante, Moretti, riaffermare anche il ruolo del Made in Italy e soprattutto è possibile farlo in questo momento? Guardi, assolutamente sì, io penso anzi che in una fase come questa vada proprio riconosciuta l'eccellenza del modello italiano, l'eccellenza della nostra manifattura che è unica e che è amata in Europa soprattutto, ma nel mondo per la sua unicità, per la sua capacità
artigianale. Ha ragione il rappresentante delle imprese quando dice che il nostro tessuto economico e produttivo è fatto da piccola e media impresa e da microimprese. Sono queste, diciamo, le realtà, diciamo, industriali che hanno fatto grande il nostro paese, oltre che la nostra terra. Dobbiamo però aiutare appunto questi settori a crescere non tanto in dimensioni ma in quanto in innovazione, e quindi la tecnologia, il digitale, la formazione permanente e costante, e poi aiutare anche le nostre imprese ad andare all'estero forti. La Germania ha sempre accompagnato come Stato e come istituzioni le imprese all'estero, cioè affiancare come istituzioni il nostro tessuto economico produttivo per rafforzare, come dire, il loro prestigio all'estero e evidentemente anche costruire una dinamica legislativa che metta la nostra impresa a non subire una concorrenza sleale. E quindi penso che la semplificazione burocratica, penso che la semplificazione fiscale sia fondamentale per mettere le nostre imprese in grado di competere con quelle europee, perché l'italianità, il made in Italy, l'eccellenza del nostro prodotto è riconosciuta e amata in tutto il mondo, però dobbiamo anche consentire a questi di correre al pari degli altri. Poi c'è tutto il tema molto operativo dell'utilizzo di questi fondi comunitari. Per molto tempo l'Italia non ha mai brillato, ecco, diciamoci la verità. C'è il rischio, chiedo a entrambi, che queste risorse, una volta stanziate, vengano in qualche modo disperse? Sarebbe veramente un peccato non più veniale ma mortale, Honoribon. Sarebbe un peccato enorme, talmente grande che non possiamo più permettercelo. Questo perché comunque in questi mesi abbiamo aumentato un debito pubblico a livelli molto alti, abbiamo aumentato il nostro indebitamento in maniera esponenziale. Quindi queste risorse le dobbiamo usare bene. E per usarle bene dobbiamo fare delle scelte selettive. Non dobbiamo usare il metodo della modalità di contributo a pioggia indistinto, e anche dobbiamo pesare la credibilità dei progetti e l'affidabilità dei progetti nel territorio. Se riusciremo a fare queste cose, i punti centrali li abbiamo detti, li ha ripetuti anche l'onorevole Moretti poco fa. Insomma, noi abbiamo una forza enorme nella nostra capacità di essere made in Italy. Abbiamo noi stessi fatto degli errori in questi anni. Alcune delle nostre imprese hanno pensato di trovare una scorciatoia anche nel raccontare e nel comunicare il Made in Italy nei propri prodotti. Questa scorciatoia non esiste più questa scorciatoia, cioè o siamo autentici e facciamo uno sforzo tutti quanti assieme per non andare in una direzione, o rischiamo che comunque sia in una dinamica così complicata a livello nazionale, internazionale, non ci sia spazio per tutti, e non possiamo perdere, lasciare indietro e distruggere anni e anni di competenze, di storia, di territorio, di cultura che ci invidia tutto il mondo e per cui siamo conosciuti in tutto il mondo. Certo. E Moretti, torno da lei in ultima battuta, perché vorrei soffermarmi su un punto molto preciso, che è quello dei vaccini. L'Europa in questo momento sta giocando un ruolo fondamentale, perché è di fatto è la migliore assicurazione sulla vita che abbiamo, perché ricordiamolo, Ursula von der Leyen ha di fatto prenotato 300 milioni di vaccini e la partita non è ancora chiusa. Ci può aggiornare su questo fronte? Sì, guardi, intanto sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Ribon prima e proprio confermo che fondamentale sarà la qualità del nostro debito. Noi sappiamo che faremo debito ancora, però se il nostro debito avrà una qualità alta, cioè saranno spesi questi soldi per infrastrutture, per operazioni strategiche che serviranno a migliorare, diciamo, il nostro tessuto economico produttivo, possiamo fare dei sacrifici e questi saranno evidentemente premiati. Sul vaccino, anche qui l'Europa sta giocando un ruolo fondamentale. Lei ha ricordato prima, le dirò di più, l'aggiorno in questo: 400 milioni di dosi sono state già acquistate
dall'Europa per mettere a disposizione di tutti i Paesi membri dosi di vaccino utile che all'inizio andranno distribuiti per le categorie più sensibili, penso agli operatori sanitari, ai medici, alle forze dell'ordine e poi evidentemente ai cittadini più fragili con difese immunitarie molto basse. E ieri la Kyriakidis, che è la commissaria alla salute in Commissione Ambiente, ha proprio confermato questo, che lei attende per la fine del mese di novembre da tutti gli Stati membri l'elenco con il quale gli Stati membri indicheranno quali saranno le infrastrutture, i metodi con i quali intenderanno distribuire, a chi distribuire prioritariamente e come conservare il vaccino. Poi certamente voi lo sapete, l'Europa ha già stanziato più di 1 miliardo per la ricerca sul vaccino, 150 squadre, tantissime case di ricerca e quindi grandi ricercatori, ma l'Europa ha deciso di stare dalla parte della scienza e della ricerca, andando sempre di più a sostenere economicamente la ricerca scientifica. Ultimo punto, secondo me fondamentale, è questo. La novità grande è che noi stiamo costruendo l'Europa della salute, un'Unione Europea della salute, perché in questi mesi della pandemia abbiamo visto come i sistemi nazionali sanitari siano molto fragili. Dobbiamo fare in modo che tutti i cittadini europei abbiano accesso alle cure, abbiano accesso ai medicinali e possano contare su una sanità pubblica efficiente e di qualità. Ci sono ancora, lei dice, troppe differenze, non solo tra Stato e Stato, ma anche tra regione e regione, questo ormai è evidente. Assolutamente. È evidente. Allora, io vi ringrazio, grazie davvero a Alessandra Moretti che ci ha aggiornato dall'Europarlamento, grazie Moretti, e grazie a Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto. Grazie davvero, buon lavoro a entrambi. Allora, c'è ancora tanta cronaca, tanta attualità, ma vi aggiorno subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per andare a Marghera, perché c'è un fronte molto importante che torna di strettissima attualità, perché il governo ha firmato lo sblocco di 172 milioni di euro per le bonifiche di Porto Marghera. La notizia era molto attesa ed è stata confermata ieri sera nel corso della nostra trasmissione di prima serata Ring, confermata dallo stesso Ministro dell'Ambiente in collegamento con Ferdinando Avarino. Queste le parole di Sergio Costa. Sono stati assegnati i 172 milioni di euro circa per poter completare i cosiddetti marginamenti, erano attesi da anni, finalmente si fa. E poi abbiamo anche una percentuale molto alta di cosiddetta caratterizzazione preventiva per definire con il mondo del privato le bonifiche cosiddette a terra, siamo intorno oltre il 65-70%, il che vuol dire che finalmente quel sito di interesse nazionale, che è una cosa importante, attesa a Venezia, ma direi in tutto il Veneto, è in fase di decollo. Cosa significa che adesso questi fondi sono girati alla Regione? Come si agisce in questo caso? Sì, è proprio come ha detto lei, in buona sostanza questi fondi finiscono sul territorio, il territorio ovviamente è il cosiddetto soggetto attuatore, noi siamo il coordinamento nazionale che è quello che ha costruito tutto il sistema, ma adesso il soggetto attuatore è sul territorio ed è giusto che sia così, perché il soggetto attuatore, che sia la Regione in particolare, ma non soltanto, è il provvedorato alle opere pubbliche anche, sono coloro che conoscono bene il territorio e sanno come muoversi. Si finiscono i marginamenti e la parte più importante per poter vedere il sito di interesse nazionale messo in sicurezza e poi bonificato si fa finalmente dopo tanti anni. Questa quindi è la notizia che è stata data ieri sera in diretta dal Ministro all'Ambiente Sergio Costa nel corso di Ring, la trasmissione di Ferdinando
Avarino. Dal veneziano ci spostiamo però in provincia di Padova, dove il prefetto di Padova ha promosso l'azione di controllo nel fine settimana. Ovviamente la questione è quella dei controlli anti-Covid e promette ulteriori rafforzi per quanto riguarda le pattuglie. Vediamo. I risultati sono stati buoni, ma si può fare sempre di più. Il prefetto di Padova, Renato Franceschelli, plaude ai controlli delle forze dell'ordine svolti nel fine settimana in tutta la città e la provincia per sanzionare comportamenti che non rispettano le norme anti-Covid. 2 i locali chiusi solo nel centro storico di Padova, altri 2 in provincia. Nel consueto comitato settimanale per l'ordine e la sicurezza pubblica, insieme al questore, ai comandanti provinciali di Carabinieri e Finanze e al sindaco di Padova, Sergio Giordani, il prefetto ha chiesto però ulteriori attività di controllo. Intensificare i servizi di pattuglia è necessario anche per vigilare sul rispetto del coprifuoco alle 22. La città di sera è vuota e quindi vanno intensificati i controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e di episodi di violenza e degrado collegati proprio a queste attività illecite. Nell'ultimo periodo sono numerose le richieste dei residenti padovani alle forze dell'ordine che segnalano bande di pusher che scorazzano indisturbati in alcune zone dell'Arcella e della Stanga. Controlli che spettano ai carabinieri, alla questura, quindi agli agenti di polizia, ma poi anche alle polizie locali, ai vigili urbani. Anche per questo i sindaci, e rimaniamo nel padovano, sono spesso nel mirino e lo sono sempre di più con minacce anche forti via social e non solo via social. L'ultima della serie è al sindaco di Noventa Bisato, che è anche segretario regionale del Partito Democratico. Sentite cosa è successo a Bisato. Era 8-10 giorni che avevo sopra il tavolo una lettera anonima ricevuta, presumo, da un cittadino che si deve essere imbestialito quando ha preso una multa perché non usava correttamente la mascherina. La cosa poteva anche passare sotto traccia se non fosse per il fatto che se la prendeva ampiamente con la polizia municipale, quindi ho ritenuto a un certo punto di sporgere denuncia per minacce. Nella minaccia è contenuto il riferimento a quanto non sia conveniente elevare sanzioni per il mancato uso dei dispositivi di protezione e l'avvertimento a quanto la divisa potrebbe non essere sufficiente a garantire il rispetto e integrità delle persone che la indossano. Oggi il fatto è stato denunciato ai carabinieri proprio per tutelare gli uomini del corpo della polizia municipale. Perché a tutela di tutti e siccome non abbiamo mai inteso fare cassa con le multe, se sono state elevate alcune sanzioni è proprio perché la volontà di tutti è quella di rispettare le norme che sono in uso, che fanno del bene a noi e agli altri. Un accanimento nei confronti di chi è tenuto a far rispettare le norme, che non rappresenta un caso isolato. Risale a pochi giorni fa l'episodio di vandalismo di cui è stato vittima il primo cittadino di Ponte San Nicolò, al quale un giovane ha sfasciato l'auto colpendola con un bidone della spazzatura per vendicare le multe per il mancato utilizzo della mascherina prese dai suoi amici. Poi sono arrivate anche le gravi minacce via social. Ma poi anche nel scrivere, nel giudicare nei post successivamente, che anche quelli forse sono stati più pesanti di distruggere la macchina, perché hanno toccato ancora di più la famiglia del sindaco. Sanzioni che arrivano per tutelare la salute dei cittadini, soprattutto alla luce dei numeri. Nel comune di Ponte San Nicolò nell'ultima settimana i contagi si sono sestuplicati. Questo quindi il servizio della nostra Luisa Bertini. Sindaci, dicevamo, nel mirino, mentre tutte le agenzie nazionali, siti online dei principali quotidiani titolano di fatto con il Veneto e con la cifra tonda, è brutto utilizzare questo termine, ma è così, raggiunta nelle 24 ore con 100 morti. Questa è l'ANSA nazionale che apre per l'appunto con il Veneto. Veneto 100 morti in 24 ore, ma segno meno sui ricoveri. Ne abbiamo parlato a lungo anche nel corso della nostra diretta, nel collegamento con Ilaria Marchiori. Questa quindi è la situazione, un dato che fa impressione, ma per l'appunto c'è questo segno meno sui ricoveri che ci dice perlomeno che c'è una frenata dal punto di vista epidemiologico. Certo,
prima di parlare di tendenza dovremmo aspettare diversi giorni. Concluderei però con delle immagini comunque di festa. Vi abbiamo raccontato oggi la storia della vicegovernatrice di Elisa De Berti, che ieri ha annunciato di essere positiva al Covid, altrettanto ha fatto la sindaca di Roncade Cottarelli. In questi giorni vi stiamo raccontando tante storie. Ci sono poi anche diversi VIP, volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno lottato in queste settimane contro il Covid. Vi mostro adesso un video di poco fa girato da Iva Zanicchi. Iva Zanicchi è stata colpita da Covid ed è stata ricoverata in ospedale. Oggi è stata dimessa e ha voluto condividerlo sui social. Vediamo la Zanicchi. Ciao a tutti, io sono qua con queste ragazze e ragazzi meravigliosi, medici, infermieri, sono tutti speciali. Sono all'ospedale di Vimercate, riprendici tutti, Sono all'ospedale di Vimercate, il reparto Polipano Rosso è un reparto specialissimo. Allora, prima abbiamo detto che erano eroi, poi invece abbiamo anche denigrato queste persone. Questi sono professionisti che ci curano e ci salvano la vita. Sono bravissimi, fanno dei sacrifici inenarrabili, stanno anche 8 ore senza fare pipì, il che è tutto dire. Insomma, sono bravissimi, è un reparto meraviglioso, io vi ringrazio, finalmente vado a casa, sono felice, vi auguro ogni bene, davvero, buon lavoro, sono con un vostro, guarda, davvero. Dottoressa Melancini. Melancini. Vieni, faccialo. Wow. Noi facciamo un selfie. Brava. Eccoci qua, questo mi ha curato giorno e notte. Ecco, questa quindi la gioia comprensibile di Iva Zanicchi, l'aquila di Ligonchio, che torna al suo lavoro, diciamo, nello spettacolo dopo comunque settimane difficili. Oggi è un'importante giornata sul fronte dello spettacolo per un altro volto molto noto e amato, non ha il Covid, lo diciamo, ma insomma se ne fa un gran parlare in queste ore perché compie 70 anni, uno scorpione, quindi Carlo Verdone, che ha voluto ringraziare con questo brevissimo video i suoi tanti fan. Se mi chiedete qual è il più bel regalo che hai ricevuto, io rispondo il vostro affetto. È stato veramente enorme, è stata un'onda meravigliosa che da diversi giorni mi sta avvolgendo. Grazie a tutti voi per la carica che mi avete dato, per il sostegno. Sappiate che voi mi volete bene, ma anche io voglio bene a voi perché ho dedicato tutta la mia vita al mio pubblico e voi siete il mio pubblico. Quindi grazie, grazie di cuore. Vi voglio bene. Tanti auguri quindi anche al grande Carlo Verdone. Siamo ovviamente alle battute conclusive. Tutti gli aggiornamenti questa sera a partire dalle 18:30. Ritorniamo in diretta con il TG del Veneto, alle 19 Venezia, 19:30 Belluno Treviso. Ringrazio la regia, Renato Capoia e Alessandro Granziera. Saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Ci ritroviamo alle 18:30. Buon proseguimento di giornata.